Allora, signori, se siamo pronti, iniziamo. Se ci vogliamo accomodare, insomma, ci sono ancora qualche posto libero. Se avete freddo potete chiudere la porta, decidete un po' voi. Forse è meglio, dice Eliseo. Ah no, c'è, è già pronto. È acceso per noi. Ok. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui ovviamente. Io mi chiamo Vladimir, all'estrema sinistra c'è l'amico e collega Andrea e diamo il benvenuto all'ospite d'onore di questa serata che è Renato Soru. Allora, il nostro scopo è fare una chiacchierata in amicizia, ovviamente, la politica è una cosa seria, lo sappiamo, la affronteremo in modo serio, ci mancherebbe altro. Renato è il candidato di Progetto Sardegna con una coalizione ovviamente che lo accompagna per il governo della regione Sardegna e quindi chiacchiereremo con lui un po' insomma di quelle che sono le problematiche che riguardano la nostra regione e la sua candidatura. Voglio ringraziare innanzitutto il sindaco di Assemini, Mario Puddu, per essere intervenuto, il presidente del Consiglio Comunale di Assemini, Alberto Gnoi, per essere qua, grazie Alberto, e fra noi ci sono anche alcuni candidati sia di Progetto Sardegna che delle liste che lo accompagnano, Rifondazione, Liberu per esempio, e il candidato a Semini, o meglio il Progetto Sardegna Semini esprime un candidato che è Francesco Leccis, che è qui con noi, che è anche consigliere comunale. Allora, procediamo in questo modo, insomma, per rompere un po' il ghiaccio faremo qualche domanda a noi, a Renato ovviamente, sulle problematiche diciamo più calde che riguardano la politica sarda. Andrea, prego. Allora, sì, io innanzitutto volevo sapere se Mario vuole fare i saluti. Una parola, dai, una parola. Buonasera a tutti. Sì, sono qua con estremo piacere, innanzitutto perché sono stato invitato a proposito di ABC dell'educazione politica. È stata una cosa molto gradita e apprezzata. Evidentemente se a qualcuno è sfuggito che insomma è una cosa carina invitare insomma, l'amministrazione comunale insomma, a Renato e al gruppo di Renato Soru, questo non è sfuggito, io lo apprezzo tanto e sono contento. Non sono coinvolto direttamente in questa campagna elettorale, sotto certi aspetti sono contento, visto che una volta che ho provato a farlo mi hanno detto di lasciar perdere, però sono interessato a questa campagna elettorale perché Assemini è interessata affinché la Sardegna sia governata bene. Assemini non so se è il primo, il quinto, il decimo comune più importante della Sardegna, per noi per noi asseminesi è il comune più importante, quindi ci interessa che tutte le persone che si interessano di Sardegna abbiano a cuore Assemini con tutti gli aspetti che riguardano la nostra comunità. Non vi rubo altro tempo, sono molto contento, molto felice di essere qua, vi auguro veramente una buona campagna elettorale, l'auguro a tutto il gruppo, l'auguro al candidato presidente Renato Soru, l'auguro a Francesco e a tutti gli altri che interverranno. Vi ringrazio. Grazie Mario, anch'io ringrazio tutti per essere intervenuti in questa serata. Allora io direi per iniziare questa chiacchierata, Francesco, dici qualcosa. Dai. Grazie. Io ovviamente rinnovo i saluti a tutti i presenti, cercherò di essere brevissimo. Vorrei semplicemente ringrazio in particolare il sindaco per la sua presenza, ringrazio il presidente Soru per la sua presenza che ci rende orgogliosi. Partecipare a queste elezioni perché? Partecipiamo per dare il nostro contributo in quanto
L'immobilismo delle ultime stagioni politiche ci ha francamente stancato. Mi ero preparato un discorso piuttosto lungo, ma lasciamo andare, interverrò a braccio e a sentimento. Abbiamo assistito in questi decenni al degenerare della politica, non ci troviamo più stimoli per partecipare alla politica, quindi poiché abbiamo la speranza che la nostra regione possa in qualche modo cambiare e riprendere quota, con coraggio ci presentiamo alle prossime elezioni regionali cercando di imprimere vigore al nostro programma che intendiamo portare avanti. Cosa succede per chi fa politica da tanti anni? Io ricordo, siccome ho compiuto 18 anni da qualche lustro, l'unica stagione entusiasmante che ho conosciuto è quella quando è stato presidente proprio Renato Soru, in quanto non ci si vergognava di fare politica. È stato il periodo in cui è nato il piano paesaggistico regionale, un piano che è stato mutuato dalla Spagna e dalla Croazia, voglio dire un piano di grande respiro, il famoso salvacoste, e lo dobbiamo a Renato Soru. Ricordo anche tutti gli interventi che si sono fatti finalizzati a far sparire gli enti inutili. Per esempio, noi ad Assemini avevamo la 23esima comunità montana. Abbiamo avuto il presidente della comunità montana, il vicepresidente, ma non abbiamo mai avuto le montagne. Quindi era giusto che si intervenisse a dare ordine a questi enti che sono diventati dei carrozzoni. Oggi sostituiti da Argea, da Lahore, quindi non si è fatto nulla. Nessuno di noi, credo, possa ricordare, io fatico anche a ricordare i nomi dei presidenti che si sono succeduti alla regione. Non ricordo i nomi, figuriamoci l'operato. Quindi alla fine il progetto che presenta Renato Soru con la sua coalizione sarda è stato per noi una boccata d'aria fresca, una ventata di ottimismo e ci lascia ben sperare per il futuro. Quindi, come dicevo prima, siamo stati animati da una nuova speranza e siccome la speranza, come diceva qualcuno che conosceva la filosofia più di me, ha 2 figli, la speranza ha il primo figlio che è lo sdegno e l'indignazione e noi per sdegnarci e indignarci ne abbiamo bei motivi, e il secondo figlio è il coraggio. Quindi con coraggio ci presentiamo all'elettorato e proponiamo delle solide e costruttive norme per cambiare la Sardegna che solo una figura carismatica come Renato Soru può portare a termine. Dal mio punto di vista, da cittadino e da politico locale, non c'è partita, cioè il curriculum vitae del presidente rispetto a quegli altri competitor non c'è storia, quindi io non ho faticato a scegliere e a sposare la causa di Renato Soru. Non vi annoio oltre e cedo la parola agli altri. Grazie. Grazie Francesco. Allora io inizierei per rompere il ghiaccio con una domanda che potrebbe apparire retorica perché te l'avranno fatta 1000 volte questa domanda, però la risposta che Renato ci darà potrà aiutarci a comprendere meglio le ragioni per le quali noi siamo qui. E la domanda è: perché Renato Soru decide di rimettersi in gioco? Qual è stata la motivazione? Ciò che ha fatto scattare la molla. Scusate, non pensavo. Si è sentito, sì? Ok, perfetto. Non mi ricordo se ci sia stato un giorno preciso. Innanzitutto volevo davvero ringraziare il sindaco Mauro Puddu per essere qui e il presidente anche del Consiglio, chi mi ha preceduto, e grazie per aver permesso di utilizzare anche questa bellissima sala. Quindi davvero grazie di cuore. Non mi ricordo che ci sia stato un momento in cui ho deciso di fare questo passo e di tornare a impegnarmi direttamente in politica. Certamente mi sono allontanato negli ultimi anni, non ho più partecipato a competizioni elettorali, ho smesso la politica attiva, la
la rappresentanza nelle istituzioni, la presenza nelle istituzioni, e sono tornato al mio lavoro pensando che potesse bastare. Naturalmente chi ha fatto politica lo sa, alla fine ci cambia lo sguardo sulle cose. Finiamo per continuare a guardare il paese, la città, la regione, dal punto di vista o di un sindaco o di un presidente della regione, anziché guardare il paesaggio, guardare le cose amene che una persona normale guarda. Ci capita di guardare come funzionano i servizi, come la stazione del pullman, se i tram funzionano, se l'ingresso della città è ben tenuto, se la raccolta dei rifiuti funziona. Insomma, ci capita di dare uno sguardo da amministratore, da persona che ha a cuore una immagine complessiva di una comunità, di una società. Quindi ho continuato a guardare la Sardegna da quel punto di vista, a rattristarmi per come l'ho vista negli anni, perdere un percorso che avevamo provato a iniziare, avere dei comportamenti confusi, spesso contraddittori, senza che si individuasse un'idea di futuro. E non solo mancava un'idea di futuro, mancava anche l'attenzione normale sulle cose quotidiane, se pensiamo a cosa è accaduto sulla sanità o sui trasporti, sulla scuola. Mancava proprio una cura, farsi carico dei problemi delle persone. Sembra che la politica fosse distaccata, fosse più occupata a gestire i propri equilibri di potere, le nomine, il collocamento degli amici e così via. E in tutto questo la Sardegna si impoveriva, la Sardegna era sempre in maggiore difficoltà. Però mi capitava e mi capita di cogliere anche che c'è un mondo che invece non è in crisi. Non è vero che è tutto il mondo in crisi, siamo noi in crisi. Il mondo sta andando avanti anche velocemente, cambiano le tecnologie, nascono nuove imprese, altre crescono, ci sono città che avanzano, che si trasformano, regioni che, pensiamo solamente alle regioni della nuova Europa, ci sono aree, persino aree della Romania, dell'Ungheria che sono totalmente trasformate, per non parlare delle aree della Repubblica Ceca, della Polonia. Insomma, c'è un mondo che sta avanzando anche in Europa velocemente, e noi invece stiamo tornando indietro. Se immaginiamo quale possa essere il destino della Sardegna, non dico fra 50 anni, ma fra 10 anni, fra 15 anni, ci potrebbe venire un'immagine molto, molto pericolosa. E davanti a tutto questo abbiamo visto questi ultimi 5 anni veramente drammatici sotto molti punti di vista, no? Fino alle vicende degli ultimi mesi, delle ultime settimane, veramente, veramente disarmanti. Ma rispetto a tutto questo, dov'era il resto della politica regionale? Dov'era l'opposizione in Consiglio regionale, ma soprattutto dov'era l'opposizione anche nel dibattito pubblico, dentro le sedi di partito, negli incontri che potessero promuovere la partecipazione e la discussione in maniera da cercare di capire cosa stava accadendo e cosa si sarebbe potuto fare. C'era un totale vuoto della politica, non c'era una discussione, non c'era un progetto, non c'era un'idea. Da una parte si discuteva se sarebbe stato ricandidato Solinas o meno, ma non c'era niente, nulla che potesse, diciamo, farci sperare per un cambiamento nei prossimi 5 anni. Dall'altra parte c'era ugualmente un vuoto totale, innanzitutto del Partito Democratico, che era il partito che avrebbe dovuto avere una maggiore responsabilità, e poi dopo si è capito perché c'era anche questo vuoto.
si era anche deciso a Roma che in Sardegna, a prescindere dai progetti, a prescindere da tutto, la Sardegna sarebbe dovuta andare ai 5 Stelle. Perché? Perché così era, sulla base di accordi romani basati su equilibri nazionali, e perché magari si voleva dare la Sardegna per acquistare un po' di benevolenza da parte di Conte. Poi abbiamo visto che cosa sta accadendo, anche la discussione con Conte di questi giorni, no? Un dibattito, un contrasto quotidiano, fin tanto che anche la Schlein finalmente si è accorta che forse ha preso una strada sbagliata, una direzione sbagliata. Da una parte quindi l'attesa quasi messianica che a Roma decidessero chi dovesse essere il prossimo candidato presidente, e poi abbiamo visto che sarà Truzzo, ma l'abbiamo visto una settimana fa o 10 giorni fa, senza nessun dibattito, senza progetto, senza idee, senza nulla. E dall'altra ugualmente un'imposizione romana e una candidatura all'estremità, diciamo, di un possibile schieramento, e 5 Stelle. Io ho pensato che quel voto dovesse essere riempito, innanzitutto che bisognava tornare a discutere tra la gente, e in effetti l'ho iniziato a fare con molto timidamente all'inizio, ma con un interesse crescente, sia da parte mia che da parte di chi vi partecipava. Tornare a promuovere il dibattito in assenza della vita dei partiti politici. Tornare a promuovere il dibattito e poi iniziare a dire che la Sardegna forse merita di più di 2 alternative non gradite da tantissima gente, io credo dalla maggioranza delle persone. Un'alternativa di destra, chiaramente di destra, perché non c'è più il centrodestra, c'è la destra di Fratelli d'Italia, e un'alternativa invece della demagogia, di quello che sono soprattutto i 5 Stelle oggi, l'ambiguità, le opinioni sempre contrastanti, fino ad arrivare, come è accaduto qualche settimana fa, di nuovo a votare contro il MES, il cosiddetto patto di stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, che dovrebbe garantire la stabilità finanziaria nel nostro paese, del nostro debito pubblico, ma dei tassi di interesse e quindi anche dei mutui delle famiglie e delle imprese. Cioè anche lì, prima fuori dall'euro, poi nuovamente siamo il presidente del Consiglio migliore del mondo, e poi perché ha discusso bene con l'Europa, e poi di nuovo fuori dall'Europa perché l'Europa non ci conviene, eccetera, eccetera. Un'ambiguità totale nei temi anche rilevanti per la nostra industria, nei temi della gassificazione della Sardegna, metanodotto sì o metanodotto no, una ambiguità totale nei temi della energia rinnovabile, di chi debba decidere sulle concessioni di energia dei grandi impianti eolici e fotovoltaici. Insomma, da una parte la destra nazionale imposta da Roma e con dei progetti chiari per la Sardegna, più basi militari, eventualmente le scorie dentro le basi militari, nessun governo dell'eolico, del fotovoltaico, toglierci le competenze sulle zone economiche speciali, toglierci le competenze sulle fondi sviluppo e coesione, insomma una Sardegna subalterna. È un governatore da nominare e che un domani possa rappresentare chi l'ha messo, piuttosto che i cittadini della Sardegna, che hanno bisogno di qualcuno che li rappresenti e che porti avanti invece progetti i nostri, pensati qui in Sardegna e portati avanti in Sardegna e a beneficio dei sardi. E dall'altra parte, ripeto, un'altra imposizione romana, per dei motivi che non conosciamo, per un progetto che non conosciamo, che non conoscevamo, di cui non abbiamo sentito parlare,
E parole comunque su cui è anche difficile credere, perché le stesse persone possono dire una cosa e l'esatto contrario dopo qualche mese. Quindi pian piano è emersa questa candidatura, che è più di una candidatura, perché ormai è diventata non una candidatura per il 25 febbraio, non solo, non una candidatura chiara per cercare di vincere le elezioni il 25 febbraio e governare bene la Sardegna con un'idea di futuro ben delineata, ma è nata l'idea di un partito per la Sardegna, né più né meno di come accade in altre regioni a statuto speciale, come in Val d'Aosta o come nel Trentino, e che guarda caso hanno saputo utilizzare la loro autonomia in maniera molto migliore di come non l'abbiamo utilizzata noi, e sono cresciuti e hanno un livello di benessere che non è certamente simile al nostro. Si tratta quindi di un progetto politico che metta da parte ideologie estreme di destra o ideologie estreme per il quale si può anche mandare a casa un governo, perché non si poteva fare un inceneritore a Roma, no? È stato mandato a casa il governo Draghi per una cosa ideologica di questo genere. Noi siamo qui sapendo quali sono le emergenze della Sardegna, soprattutto in tema di sanità, ne parleremo dopo, in tema di trasporti, ne possiamo parlare, in tema di scuola, di attenzione alla scuola soprattutto, che deve essere invece il lavoro della politica più importante, l'investimento più importante, proprio il grande patrimonio da costruire in Sardegna, un patrimonio di istruzione, di sapere, di conoscenze di tutti i tipi. Su questi temi dobbiamo lavorare subito, ma avendo in mente anche non solo le emergenze, ma le opportunità legate a investimenti straordinari, legati a risorse finanziarie straordinarie europee, enormi rispetto al passato, che hanno bisogno di un'amministrazione regionale capace di utilizzarli e di utilizzarli bene, e hanno bisogno anche di una visione, di sapere che cosa farne di queste risorse. È una visione unitaria di una Sardegna che possa basarsi su parole nuove, su concetti nuovi, guarda caso più in sintonia sia con la visione europea, ma più in sintonia con i valori europei o diciamo del mondo di oggi, la transizione verde, quindi gli investimenti in ambiente e creare nuove occasioni di lavoro stabile, ben retribuito, nella attenzione all'ambiente, nelle bonifiche, nella gestione, nella forestazione, nella gestione delle foreste già esistenti e la sottrazione, la cattura del carbonio, nell'idea di costruire un'isola circolare, quindi nel riutilizzo di tutto quello che viene considerato un rifiuto e scartato e invece può essere nuova occasione di lavoro. Insomma, intorno a questo mondo, alla transizione ambientale, che vuol dire anche la transizione energetica, con tutto quello che sappiamo che contiene oggi questa parola, come opportunità e come pericolo. Attorno alla transizione tecnologica, digitale, c'è un mondo di lavoro nuovo, non solo per gli specialisti, ma anche per persone che non hanno neanche un diploma, ma che possono essere formate nella digitalizzazione degli archivi, nella digitalizzazione dei beni culturali, nella georeferenziazione dei luoghi in giro per la Sardegna. Persone con un po' di formazione, anche senza avere grandi livelli di istruzione, possono essere utilizzate persino nel campo dell'intelligenza artificiale, che nella costruzione degli algoritmi, nella verifica degli algoritmi, hanno bisogno di esseri umani che vanno a controllare le risposte e che possano comprendere se per caso si è generato un errore evidente, perché poi la macchina impara dalle cose giuste, ma soprattutto impara anche dagli errori. E quindi c'è un grande bisogno anche di lavoro umano, persino in campi dove crediamo invece che siano solamente per gli super specialisti,
per i super specialisti, e invece c'è bisogno anche della nostra gente, delle persone che oggi sono eventualmente escluse dal mondo del lavoro e fanno fatica a ritornarci. Grandi problemi, ma grandi anche opportunità legate a una trasformazione del mondo che sta venendo incontro a noi. E insieme, quindi, la possibilità davvero di trasformarla questa regione. Abbiamo detto di fare una rivoluzione, sì, perché non basta un cambiamento. Non basta, tantomeno basta un cambiamento di poltrone o un cambiamento di classe dirigente o un cambiamento di classe dirigente che poi usa però gli stessi metodi, gli stessi sistemi, le stesse disattenzioni e si chiude in se stesso con meccanismi che mirano soprattutto alla loro salvaguardia, ai loro percorsi personali. C'è bisogno proprio molto di più di una trasformazione nei rapporti con lo Stato, per l'acquisire le nuove competenze che servono nel mondo di oggi. È una trasformazione davvero nella pubblica amministrazione, nella macchina burocratica regionale, nell'organizzazione della regione, nel rapporto tra regione e comuni ed enti locali, che a volte, anzi molto spesso, è proprio distaccata, separata, poco collaborativa. C'è bisogno di molto di più di un cambiamento così di facciata o una semplice azione tesa a galleggiare, andare avanti, non scontentare nessuno, senza tappando dei buchi. C'è bisogno, io penso davvero, di una rivoluzione che provi a mettere la Sardegna di nuovo nella strada giusta, in una strada segnata sia dai finanziamenti europei, dalle risorse europee, e segnata dal mondo e dalle trasformazioni che il mondo sta vivendo oggi. Queste trasformazioni ci mettono in una situazione di partenza totalmente diversa nel passato. Il futuro nel passato era rappresentato da che cosa? Dalla SIR, le grandi iniziative industriali che venivano da fuori, le partecipazioni statali, un paesaggio che cambiava, un mondo totalmente a noi estraneo a cui ci dovevamo adattare. È sempre nelle mani degli altri e nelle decisioni degli altri. E infatti è stata una fiammata, è arrivata, è rimbalzato, se n'è subito andata via. Ha avuto dei meriti, certamente, ci ha aiutato a uscire dalla povertà, ma è stata una fiammata. Oggi invece abbiamo la possibilità, uno, di gestire noi le risorse, di capire come possono essere gestite. E viviamo in un mondo dove le imprese non nascono grandi, ma le imprese nascono piccole e crescono in fretta. Tra le più grandi imprese del mondo ci sono tutte imprese che 25 anni fa non esistevano, molte non esistevano 20 anni fa, 15 anni fa. E quindi oggi lo sviluppo economico non passa più dalle grandi ciminiere, da queste grandi cattedrali, da cose totalmente strane. Passa soprattutto dal sapere, dall'istruzione, la creatività, la fantasia, la capacità di usare le tecnologie, di usare i nostri beni culturali, usare il nostro ambiente. Passa da cose che sono nostre, da risorse che sono nostre. Non ci serve nient'altro, ci bastiamo noi, con l'intelligenza e con un'intelligenza magari educata, su cui si è investito appunto con l'istruzione, con la formazione e così via. Oggi lo sviluppo è nelle nostre mani, diversamente dal passato. Nel passato avevamo bisogno di altri, oggi passa assolutamente dalle nostre mani, dalle nostre capacità e dalle nostre storie, dalle nostre risorse ambientali, è tutto nelle nostre mani. Per questo non c'è bisogno di imposizioni romane, né a destra né a sinistra. Per questo c'è bisogno di una presa di coscienza nostra, di mettere assieme tutte le intelligenze, tutte le buone volontà, tutte le passioni per l'impegno nella vita pubblica e davvero traghettare la Sardegna in una storia diversa, fuori da questa povertà che sembra una condanna da cui non si riesce a uscire, fuori da questo sottosviluppo a cui sembra che siamo rassegnati, non so per quale motivo.
fuori da questo ritardo che sembra che non recupereremo mai. È nelle nostre mani, è nella nostra responsabilità, è tutto nella nostra testa, bisogna andarlo a cercare, bisogna andare a estrarlo, bisogna incoraggiarsi a vicenda e lavorare tutti insieme e finalmente possiamo costruire una storia diversa. Ecco perché mi sono sentito in dovere di partecipare anch'io. Renato, l'hai anche accennato prima mentre insomma, hai fatto questa introduzione molto interessante e ti faccio una domanda facile facile proprio. Sanità. Allora, la sanità italiana è al collasso, lo sappiamo, no? Questo governo ha contribuito in modo pesante a renderla com'è, ma certo che Solinas non è che ha fatto meglio qua in Sardegna. In Sardegna la situazione è drammatica, lo sai meglio di me. Ti ho sentito altre volte affrontare questo argomento. Noi sappiamo benissimo che se c'è una cosa democratica su questo pianeta è la malattia. Okay? Tu ormai in giro senti persone che dicono spero di non ammalarmi perché non voglio entrare in un ospedale sardo in questo momento. Perché io ho paura non solo di combattere con la mia patologia, ma di dover combattere anche contro una sanità che non è più accogliente e soprattutto una sanità che mi preoccupa, mi spaventa se io entro dentro ovviamente un ospedale. Io ricordo una cosa, la Sardegna aveva delle eccellenze anche sotto il tuo governo, leucemia, sclerosi multipla, sono state davvero delle eccellenze quelle sarde, il microcitemico. Ecco, tu diventi presidente della regione, ti insedi, ok, e ad un certo punto hai questo file nel tuo computer e devi affrontare il problema sanità e devi dare una risposta con quello che hai, considerando che devi anche risolvere i disastri che ti ha lasciato Solinas, perché è così, ok? Dimmi, che cosa intendi fare per questo problema? Ho bene in mente che cosa fare. La prima cosa è cercare di allontanare la politica il più possibile dalla gestione della sanità. Allontanare proprio le mani della politica sulla sanità. La sanità certo è interessante per la politica o per i politici o come meglio per la cattiva politica. È interessante perché uno, ci sono tanti soldi da spendere, è quasi circa la metà della spesa regionale, tanti soldi da spendere, tanti appalti, tanti acquisti, tanto di tutto. Poi ci sono da fare un sacco di nomine. I dirigenti, i primari, i dirigenti generali, i dirigenti sanitari, i dirigenti amministrativi, in un'isola così scarsa di imprese, con pochi posti di rilievo e ben pagati, nel mondo della sanità ce n'è quasi un'infinità di posti di rilievo ben pagati. E quindi la politica che può gestire questi posti, che li può proprio nominare, perché non è che molti vanno a concorso, vanno a nomina, e molti concorsi in qualche modo sono anche, diciamo, molto indirizzati, è preziosa per procurare per mantenere il consenso, per procurarne di nuovo, per poter fare la scalata nella carriera politica. Più controlli pezzi di sanità e più facilmente crescerai nel tuo percorso politico. E a questo, alla prevaricazione, alla conquista di potere, di spazi nel mondo della sanità, viene sacrificato tutto. La possibilità di avere il miglior dirigente possibile, la possibilità di avere il miglior direttore sanitario possibile, quindi la miglior gestione possibile di un ospedale. Viene sacrificato persino la possibilità di avere il primario migliore possibile. Spesso si sceglie il primario più vicino, il primario maggiormente amico, quello che ti può garantire qualcosa. A tutto questo viene sacrificato, alla politica quindi viene sacrificata la salute delle persone, viene sacrificata la possibilità di guarire in fretta, di curarsi, di continuare a sperare, con tutto quello che ne consegue.
Oggi chi crede nella sanità sarda? Prima il Brozzo, tutti ci fidavamo, ok, sono malato, però vado al Brozzo, sapevo di essere accolto, sapevo di trovare dei reparti che funzionavano, sapevo che avevano la capacità di attrarre anche dei clinici bravi da fuori, c'era uno scambio, c'era qualcuno che faceva anche formazione al suo interno. L'esportazione sanitaria cosiddetta era in Sardegna intorno ai 15 milioni di euro, e cioè la sanità pubblica rimborsava gli ospedali e le ASL del resto d'Italia una cifra intorno ai 15 milioni di euro per le persone che andavano a curarsi fuori. Oggi questa cifra è vicina ai 70 milioni di euro. Le persone stanno scappando e qualche volta purtroppo ha ragione. Quindi la situazione è questa: innanzitutto liberare la gestione della sanità dalla prevaricazione della politica, scegliere i dirigenti non sulla base delle appartenenze, bisogna proprio dimenticarsi delle appartenenze, anche se qualcuno dovesse appartenere, si è schierato con la destra, ha lavorato con la destra, ma non ce ne deve fregare nulla, ce ne sarà qualcuno bravo pure tra di loro. Così come ce ne sono alcuni non bravi pure dall'altra parte, e bisogna prendere quelli bravi, di qualunque parte siano, e rimotivarli a un comportamento leale, rispondente unicamente alle necessità della salute pubblica. Innanzitutto quindi i dirigenti, e poi ripartire non dai nuovi ospedali, che pure sono importanti, ma ripartire dalla classe medica, dai medici, dagli infermieri, da tutto il personale sanitario, che oggi scappa dalla sanità pubblica, se ne va in quella privata, oppure addirittura non si iscrivono più, non si iscrivevano a medicina per la colpa grave del numero chiuso, ma non si iscrivono più nemmeno per le professioni infermieristiche, laddove ci sono numeri disponibili, posti disponibili, e i giovani non stanno più iscrivendosi. Quindi occorre un grande progetto innanzitutto davvero sulle risorse umane, recuperare i medici che sono andati via, motivare i medici che non vogliono andare nelle zone interne, magari pagarli di più perché sono sedi più disagiate, pagare il giusto i medici che altrimenti se ne vanno via o preferiscono appunto, qualcuno sta persino andando all'estero. Se questa è la situazione, è inutile che noi ci intestardiamo a non vedere anche il loro trattamento economico, ma soprattutto loro vanno via anche perché se in una corsia d'ospedale c'è il primario sbagliato, tutti gli aiuti non gli vanno dietro, penseranno che c'è un incompetente o uno che ha meno esperienza di lui, non lo ascoltano, penseranno di giocare in un campo di gioco truccato e quindi preferiranno cambiare aria. E se non cambiano aria comunque non c'è un clima adatto a dare le risposte migliori ai malati. Quindi c'è un grande lavoro da fare nella far ripartire proprio lo spirito di appartenenza di tutto il personale sanitario, farli sentire parte di una missione generale, di un grande servizio alla loro comunità, come è stato nel passato e come si è perso malauguratamente, soprattutto in questi anni. Bisogna fare anche il lavoro di orientamento nelle scuole, per invitare le persone a iscriversi in medicina, a iscriversi nelle professioni infermieristiche, orientamento persino nei medici che si stanno laureando, nei giovani che si stanno laureando, perché si iscrivono nelle scuole di specialità che servono. Per esempio a geriatria non si è iscritto nessuno e mancano le persone, non si stanno iscrivendo in anestesia perché magari è pericoloso e sono soggetti a molte denunce. Insomma, va fatto un lavoro enorme sulle risorse umane. E poi va smesso di cambiare ogni 5 anni l'organizzazione, di far programmare grandi riforme, ma far funzionare quella che c'è. Farla funzionare vuol dire avere la capacità, la pazienza di rammendare le tante cose che sono strappate, i tanti punti di intersezione, ad esempio tra l'ospedale e la medicina territoriale, tra la medicina territoriale e i centri per l'assistenza domiciliare integrata,
l'assistenza domiciliare integrata e le guardie mediche o la continuità assistenziale. Tutti questi pezzi sono tutti separati e che non dialogano tra di loro. Si sono spesi grandi soldi in informatica, in software, ma ancora queste cose non si parlano. Oggi incontravo le persone che si occupano di diagnostica per immagini, no? Va bene, vengo da te, mi fai l'attack, poi mi consegni un disco che non serve più a nulla, ma mi dai anche una ricevuta dove c'è un link, clicco e mi tiro fuori il referto e ce l'ho, va bene, ok, ma mentre me lo mandi a me questo link, ma l'hai anche caricato nel mio fascicolo sanitario? No, perché non siamo collegati. Ah, ma noi siamo pronti, se ce lo chiedono siamo collegati. Ma che cosa succede? Se non va nel mio fascicolo sanitario, se non me lo mette lui, non ce lo metterà mai nessuno. Se poi mi ricovero in ospedale, mi rifanno lo stesso esame, raddoppiando il costo. E non solo, dopo un mese, 2 o 3 o 4, quell'informazione lì è persa. E nessuno che mi visita può vedere che cosa sta succedendo alla mia malattia, come sta proseguendo, se sta ritirandosi o così via. È da anni che si parla di fascicolo sanitario, ma ancora in Sardegna non viene utilizzato, o viene utilizzato in parte, ma se viene utilizzato in parte non serve a niente, serve se viene utilizzato complessivamente. E lì dentro ci sono i dati di tutti noi, e ci sarebbe una conoscenza perfetta della nostra situazione epidemiologica, no? Dove sono le malattie, dove si annidano, in che zone geografiche, in che classi sociali, in che condizioni ambientali e così via. Aiuterebbe a programmare meglio la sanità, risparmiare magari sulle spese inutili e spendere di più sulle spese che servono. Aiuterebbe veramente a tirare su di livello la nostra sanità. Digitalizzare significa, ad esempio, che quando vado dal medico e lui ha la mia cartella clinica davanti e sa che cosa mi deve prescrivere e mi deve magari prescrivere un esame diagnostico, non è che mi dà una ricetta, una prescrizione e poi dire, beh, ora vai, arrangiati, salute. Quello lì esce dallo studio e non sa da che parte iniziare. Va al CUP e gli dicono ripassa fra un mese perché adesso non prendiamo nemmeno le prenotazioni. Quando gli prendono la prenotazione magari è fra un anno e nel frattempo quello lì vive nel terrore, oppure finisce, se può, per pagarsela, oppure semplicemente non si cura. Se il sistema funziona, il medico stesso non ti manda dal CUP, ma ti dice devi andare in quel centro il giorno tal dei tali, perché lui vede l'agenda di tutti e vede la disponibilità di tutti. Tant'è che in tante regioni italiane il CUP non esiste più. Il CUP è un retaggio del passato che va superato, non serve quel passaggio. Lo sa già il medico dove ti deve mandare, a che ora ti deve mandare, in che giorno ti deve mandare. Che vantaggi ci sono, soprattutto per le persone magari più semplici, che hanno più difficoltà a trovare un appuntamento e così via. Digitalizzare significa, per esempio, e portare la fibra ottica a casa, significa per esempio la telemedicina. Chiunque oggi va in farmacia e sa che si può fare un prelievo, come si chiama, capillare, e ti fanno tanti esami del sangue, dall'emocromo in giù. Ti fanno gli esami del sangue in farmacia, ti possono fare un elettrocardiogramma, ti misurano la pressione, ti fanno esami che io non saprei ripetere. Perché lo fanno? Perché c'è qualcuno che da lontano ti guarda il dato e ti fa un referto. Telemedicina, che può essere portata in ogni paese, innanzitutto mettendo in rete anche le farmacie, che comunque possono essere un presidio non solamente per vendere scatolette di medicina, ma proprio per portare la sanità più vicina ai cittadini. Ma tutto questo può essere portato anche a casa del paziente, con un medico, qualche volta anche solo un infermiere, senza spostare le persone, senza chiamare 118, senza creare problemi e così via.
o anche senza intasare il pronto soccorso, che tante volte uno va al pronto soccorso semplicemente per avere una scorciatoia per entrare in reparto, per fare un esame, perché altrimenti non sai quanto te la faranno. Quindi usare le tecnologie moderne non è uno sfizio per sembrare più moderni, significa portare i servizi a casa del paziente, significa essere più vicini ai lungodegenti, essere più vicini agli anziani, alle persone gracili, significa dare una risposta sempre, in qualunque momento, a chi ha bisogno. Mettere in rete ad esempio i fascicoli sanitari e organizzare le case della comunità significa, come ci saranno progetti ad Assemini, ma certamente vanno fatti anche qui, significa che uno sa che anche in un paese come il mio, San Luri ad esempio, o in altri paesi dove sono stati già realizzati in via sperimentale nel passato, c'è un luogo della comunità dove ci sono 3-4 medici, ci sono di medicina generale, c'è il pediatra di libera scelta, c'è un'infermiera, ci possono andare degli specialisti a turno. E se non trovo il mio medico, mi può visitare l'altro medico, perché sono in rete e il mio fascicolo è accessibile al mio medico, ma anche all'altro e l'altro ancora, e cioè sono un'organizzazione funzionale, si dice, e quindi capaci di garantire meglio la mia necessità di salute. Insomma, non c'è la necessità di fare, non c'è la necessità di fare un'altra riforma. C'è la necessità di mettere a punto ogni nodo di questa organizzazione, di farla funzionare, partendo dai medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, partendo dagli strumenti a loro disposizione e mettendoli in campo tutti, persino quelli presenti nelle farmacie, che però uno ci va e le deve pagare perché non fanno parte del sistema sanitario regionale. Mentre invece possono essere parte del sistema sanitario regionale, è una prestazione più vicina che mi toglie le attese, mi toglie le file e così via. Quindi mettere in rete davvero tutto quello che c'è di offerta e non perdere nulla, perché tutto va nel fascicolo sanitario e nulla deve essere ripetuto. E organizzare bene tutto il percorso, non partendo dall'alto, partendo dal malato, da casa mia. Mi sento male io oggi a casa mia, cosa devo fare? Chi viene? Chi è che mi garantisce la continuità assistenziale? Come posso accedere immediatamente all'assistenza domiciliare integrata? E questa assistenza domiciliare integrata chi la discute? Nel passato c'erano i plus, dove in ogni territorio si metteva assieme le necessità di salute e le necessità di politiche sociali e si discuteva in ogni territorio. Poi partecipavano i comuni, partecipavano persino organizzazioni di volontariato, partecipava la sanità pubblica, le politiche sociali pubbliche, partecipava tutto un mondo che discuteva insieme e ritagliava proprio su misura le necessità di salute e di politiche sociali in ogni territorio. E ha funzionato e funzionava. Tutto questo è stato abbandonato e riportato a decisioni standard cagliaritane. Quindi le cose da fare non sono insormontabili, ma devono essere fatte nell'ordine che ho cercato di dire e devono essere fatte davvero rimettendo unicamente al centro le necessità di salute di tutti i cittadini e le cittadine della Sardegna. Un'altra domanda facile di un settore che se la passa benissimo, parliamo di industria. L'industria sarda versa da anni in una situazione di crisi, penso al polo di Ottana, penso al vicino polo di Macchiareddu, penso alla crisi del Porto Canale. Tutti si sono sempre riempiti la bocca
di porre l'industria sarda al centro del programma, di riportare l'industria sarda al centro del Mediterraneo. La mia domanda è, alla luce anche degli sconvolgimenti internazionali, anche recenti, penso alla crisi del, per esempio, canale di Suez, noi sardi, che ruolo possiamo avere in queste dinamiche? Può la Sardegna, secondo Renato Solu, essere messa finalmente al centro dello scenario industriale internazionale in mezzo al Mediterraneo e giocare in questo Mediterraneo finalmente un ruolo chiave? Ma senza dover esagerare, io dico questo. Uno, il contributo del settore industriale al prodotto interno lordo in Sardegna in anni anche non troppo lontani era circa il 14% del PIL regionale, mentre in Italia era tra il 18 e il 19%. Quindi quella media. E naturalmente quella media significa che ci sono regioni molto più alte e regioni molto più basse, ma noi eravamo 5 punti in meno rispetto al dato nazionale del 18-19%, e ci preoccupavamo quando avevamo questo livello di prodotto industriale, di produzione industriale in Sardegna. Negli ultimi 10-15 anni siamo scivolati al 10%. E a livello nazionale siamo al 20%, quindi abbiamo perso 4 punti di produzione industriale nel giro di poco tempo, e oggi abbiamo una presenza dell'industria in Sardegna che partecipa al PIL per la metà della media nazionale. Ora, questo è sostenibile? Io credo di no. È sostenibile l'idea che in Sardegna possiamo vivere tutto di turismo? No, ma noi in Sardegna possiamo vivere tutti di turismo. Sono delle storielle, non si può vivere solo di turismo. Oppure ho sentito un senatore, illustre senatore della Repubblica, qualche mese fa in un convegno pubblico, e diceva: mi hanno detto i cinesi, il presidente della Camera di Commercio cinese, che la Sardegna potrebbe vivere solo della filiera del pane Carasau. Questo signore, non ridete, è un signore che ha una grande responsabilità politica in Sardegna in questo momento, ma era convinto davvero che noi potremmo vivere della filiera del pane Carasau. Basta vendere un paio di pacchi ogni giorno a ogni cinese e il gioco è fatto. Però è evidente che ci sono, diciamo, delle idee anche balzane, insomma. E il settore industriale adesso è anche coinvolto in un grande cambiamento della transizione energetica, no? A maggio inizierà a chiudere un primo gruppo della centrale a carbone del Sulcis. A oggi il DPCM dice che dovrebbero chiudere le centrali a carbone per il 2025, questo non potrà accadere. In Sardegna si dice che verrà spostata al 2028, però c'è un'idea di energia che dovrà essere prodotta dalle fonti rinnovabili. È un tema di maggiori costi e di minore competitività per le imprese, soprattutto quelle energivore qui in Sardegna. E allora noi abbiamo l'assalto dell'eolico e del fotovoltaico, abbiamo praticamente una prateria aperta che è diventata terra di conquista. Ci sono oltre 60-70 gigawatt di potenza di progetti già presentati, e cioè una quantità pari a quella che tutta l'Italia deve fare entro il 2030. In realtà poi adesso hanno messo un limite per cui noi ne dobbiamo realizzare circa 6,2 gigawatt aggiuntivi rispetto ai 5-6 che già abbiamo, una quantità comunque importante, circa il 12-10% della richiesta nazionale, anche se noi siamo solo il 2% del PIL e quindi presumibilmente il 2% del consumo di energia elettrica. Noi ne facciamo per 5 volte tanto. E di questa energia che cosa ne facciamo? Di questa energia che è prodotta dal sole e il vento, e grazie alle tecnologie che ormai sono diffuse,
e persino grazie a 0,14 centesimi di premio che il governo assicura per chi fa questi mega impianti, in maniera da rispondere il più veloce possibile alle richieste europee. Che ne facciamo di tutta questa energia che viene prodotta in Sardegna? Ci stiamo preparando ad esportarla il più velocemente possibile attraverso il Tyrrhenian Link che è in costruzione, attraverso il raddoppio della linea SACOI, si chiama Sardegna-Corsica-Italia, che passando per la Corsica si collega al resto della penisola. Quindi stiamo triplicando la capacità di esportare energia proprio in questo momento. E quindi in Sardegna non rimarrà nulla, non rimarrà lavoro attorno ai campi eolici, non rimarrà lavoro per costruirli i campi eolici perché non sono nostre tecnologie, non produciamo le pale, non produciamo le turbine, qualcuno ha iniziato a produrre la carpenteria di qualche palo in Ogliastro. Non produciamo pannelli fotovoltaici, non siamo stati capaci di attrarre per esempio un investimento che l'Enel ha fatto in Sicilia, dove più di 1000 persone sono occupate a fare pannelli fotovoltaici. Noi diamo il sole, diamo le aree, diamo tutto, ma non un posto di lavoro. Quindi questa energia va fuori e che cosa rimane? O come si dovrebbe fare, secondo me? Secondo me questa energia dovrebbe essere utilizzata innanzitutto per abbattere le bollette delle famiglie. Lo fanno in altre regioni, a statuto speciale, dove l'Agenzia per l'Energia, l'Agenzia regionale per l'Energia esiste già da tempo e sono abituati da tempo e sono sorpresi che noi invece l'energia la stiamo regalando agli altri. Quindi essere, diciamo, padroni di questa risorsa, né più nemmeno di come siamo padroni della risorsa idrica, la distribuiamo all'agricoltura, all'uso civile, all'industria. Altrettanto dobbiamo essere capaci di essere padroni di questa risorsa e fare in modo che comporti delle grosse agevolazioni per le famiglie, per le imprese, per la pubblica amministrazione. Qualche giorno fa eravamo a Ula Tirso. Lì è stata installata la prima centrale idroelettrica della Sardegna. Erano 20 megawatt, pochissimo rispetto alle cose di oggi. Ma in quel progetto, che ha riguardato non solo la diga, non solo la centrale, ma anche le bonifiche, ma anche la possibilità di appunto bonificare, di coltivare la terra, realizzare quel polmone agricolo dell'agricoltura della Sardegna e che ancora continua a dare benefici, no? Dopo 100 anni dalla sua costruzione, quella diga. In quel progetto c'era persino l'idea di localizzare in Sardegna nuovi impianti industriali. Quell'energia doveva servire non solo alle bonifiche, non solo alle pompe, alle idrovore, alle luce e agli usi civili, ma doveva servire anche a promuovere la nuova industria. E così venne l'industria del cemento qui a Sant'Agilla, a Cagliari e a Sassari. Sono nate così nacquero i primi mulini elettrici, a Cagliari nacquero i primi pastifici elettrici, nacque l'agroindustria in Sardegna. E noi perché non facciamo un pensiero diverso e diciamo che questa energia deve servire anche per attrarre nuove imprese, nuove industrie? E cioè facciamo energia. Ci costa poco perché è un'energia da fonti rinnovabili, ce l'abbiamo in casa e sai che c'è? La uso per agevolare le nuove imprese, per tenere quelle che abbiamo ma far nascere nuove imprese. Ti do la possibilità di mettere delle torri eoliche, ma che impresa deve servire? O sono torri eoliche che devono scappare immediatamente per il Tyrrhenian Link senza lasciare né lavoro né redditi né nulla nella nostra regione? Ecco, tornando all'industria, questa energia può servire all'industria
o altrimenti non crea lavoro e non serve a nulla. I nuovi settori industriali non sono più quelli del passato, quelli qualcosa ci rimane, della chimica verde, ci sono anche delle imprese che vanno bene qui a Macchiareddu e altri luoghi, altri spazi si sono riconvertiti alla logistica, ad altre manifatture e così via. In Sardegna c'è da far crescere il manifatturiero, non più la produzione di materie prime come accadeva nel passato, cercare di far crescere il manifatturiero, innanzitutto quello legato all'energia, innanzitutto quello legato ad esempio all'economia circolare. Ora qui c'è l'idea, c'è un progetto, c'è anche un contratto di sviluppo nella Enicam e c'è l'idea di riutilizzare finalmente il vetro che viene recuperato in Sardegna per produrre bottiglie che possono essere al servizio dell'imbottigliamento dell'Heineken. Quindi c'è un impianto importante e occupazione nuova. Noi oggi spendiamo per raccogliere, per differenziare e poi mettiamo tutto bene e le piattaforme del riciclo vengono e se le portano via a gratis. Quanto lavoro c'è invece nel riusare il vetro, nel riusare la plastica, nel riusare le gomme? Peraltro gomme dove dentro c'è il cordino in acciaio che poi può essere recuperato, che ha un grande valore. Le gomme dei pneumatici vengono utilizzati per gli asfalti, per renderli più drenanti, più silenziosi e più sicuri. Cioè ci sono altri settori produttivi che devono essere messi in campo. E poi non dimentichiamoci tutto il nuovo lavoro che può derivare dalla transizione digitale, dalla digitalizzazione degli archivi, la digitalizzazione dei beni culturali, l'utilizzo dei beni ambientali e della forestazione per la cattura dell'anidride carbonica e tutta l'industria anche legata alle tecnologie della produzione di software. In Sardegna, in quest'area, ci sono comunque forse 15.000 persone che ci lavorano, non c'è un censimento, ma se noi non avevamo, mentre non avevamo nessuna competenza localmente qui per aprire uno stabilimento petrolchimico, per fare una raffineria o per fare la SIR o per fare la grande industria che è venuta e poi troppo presto è andata via, noi ormai abbiamo uno strato di competenze importanti invece per acchiappare la crescita di un settore industriale rilevante come è quello delle tecnologie digitali, dei software, dell'intelligenza artificiale per il futuro, dell'agricoltura di precisione, della logistica. Oggi ogni volta che ordiniamo un panino, una pizza a casa, vediamo arrivare, ci segnala l'app dov'è, quando sta per arrivare, o se ordiniamo un articolo da Amazon ci chiamano anche la mattina, oh guarda che ti sta arrivando adesso, nel frattempo abbiamo visto dov'è, dove non è impressionante le informazioni che ti danno in tempo reale. Quanto tecnologia c'è, quanto lavoro c'è, quanto software è per consegnare le nostre pizze. E per fare questo mestiere attorno al nostro portocanale, quanto lavoro ci sarebbe e quanto lavoro ci siamo aspettati nel passato, no? Nel dire facciamo arrivare i container, poi li apriamo e poi facciamo la localizzazione, facciamo le ultime lavorazioni, apriamo i container e poi li distribuiamo in una logistica nazionale e così via. In questi anni abbiamo visto chiudere il portocanale senza che nessuno nemmeno protestasse quasi, oppure la protesta è rimasta relegata, non ha sfondato nei media. In un passato, vi ricordo, un periodo che aveva chiuso il portocanale, che c'era un passaggio da una proprietà all'altra, ma c'era tutta la provincia che urlava, tutte le organizzazioni sindacali e datoriali. Oggi mi pare che sommessamente sta passando l'idea che il porto di transshipment
dove c'erano comunque 250 lavoratori con delle professionalità importanti, dove c'era la possibilità di fare tutte le terze lavorazioni, dove c'era la possibilità di applicare le nuove tecnologie, c'era la possibilità anche per le imprese sarde di poter mandare facilmente un container in Cina, anzi costava meno mandarlo in Cina che mandarlo a Milano, si diceva, ed era la verità. Beh, oggi stiamo accettando che il Porto Canale sia un parcheggio delle navi da crociera d'inverno. Quanti soldi sciupati, quante opportunità. Quindi certo, la geografia non è cambiata, la Cina è sempre là in fondo, deve attraversare l'Oceano Indiano, entrare nel Mar Rosso, attraversare il canale di Suez, passa per il Mediterraneo, ci passa davanti e continuerà a passarci davanti anche in futuro per scendere negli Stati Uniti o per andare nel nord Europa. Ci continuerà a passare davanti. E noi stiamo certamente pensando, giustamente, di essere attrattivi per le low cost, adesso di tagliargli le tasse comunali, abbassargli, eccetera, eccetera, ma è di essere attrattivi per il transshipment e di abbassare le tasse portuali per il transshipment e magari vendere in esenzione totalmente fiscale il carburante, il bunkeraggio. Magari promuovere un'economia all'idrogeno anche qui, visto che pure loro dovranno per regole internazionali iniziare a inquinare di meno, cambiare le loro motorizzazioni e il loro tipo di carburante. Beh, noi che cosa abbiamo deciso? Di trasformare tutto in un porticciolo che serve solamente la tratta Cagliari-Civitavecchia e un po' di rinfuse. No, non è possibile, quindi sì, certo, il Porto Canale deve essere rilanciato e la politica deve assolutamente trovare il modo di renderlo competitivo, come comunque è stato abbastanza nel passato e stava continuando a crescere. Quindi non accettare un ruolo così marginale dell'industria, velocemente sotto il 10% sta andando. Non accettare che la Sardegna non sia più un nodo delle grandi rotte del transshipment internazionale con tutto quello che ne deriva in termini di lavoro diretto e indiretto e tutto quello che ne può derivare di utilizzo delle tecnologie di oggi. E guardare a quello che rimane dell'industria del passato e dell'industria buona che già c'è, ma aggredire i nuovi settori industriali che sono legati alle nuove tecnologie e ai nuovi bisogni. Questo è quello che credo debba essere fatto. Non credere che la Sardegna possa vivere di pane carasau o possa vivere di turismo e basta. Allora, altra domanda facile facile, ok? Allora, parliamo di continuità territoriale. Okay? Sappiamo benissimo che questo è un argomento che in campagna elettorale tira come non mai, ok? Dico la qualunque, ok? Cioè metto il nulla mischiato col niente, dico due stupidaggini, l'ultima la Todda e l'ha detta, non voglio neanche ripeterla, però insomma sappiamo come intende risolvere lei questo problema, però il problema c'è ed è grave. Un'isola isolata, ok? Io posso dovermi spostare anche per motivi di salute e posso dover andare a Milano o da un'altra parte, se vuoi anche a New York, non mi interessa dove vuoi, ok? Oltre che farmi il viaggio, oltre che potermi spostare per qualunque motivo nel resto della penisola. Cioè questo è un problema, Renato, da risolvere ovviamente, perché qua non ci sono più solo voli cancellati, i call center che non riesco a raggiungere, ma ci sono anche prezzi che stanno diventando proibitivi, altro che low cost. Cioè vado direttamente con business class, faccio prima, ok? Come anche questo ce l'hai, diventi presidente della regione, ce l'hai nella tua scrivania e ti dicono risolvimi questo perché dobbiamo risolverlo. Io l'ho avuto un'altra volta nella mia scrivania, anzi l'ho avuto 2 volte questo tema. La prima volta perché scadeva il primo contratto di continuità territoriale che venne fatto all'epoca di
di Mario Floris, Mauro Pili e Mauro Floris, che stabilirono i primi ordini di servizio e la prima sperimentazione della continuità territoriale in Sardegna, che riguardava 3 aeroporti e 2 città, Roma, il collegamento con Roma e Milano. Fu una continuità territoriale con parecchi limiti, però il prezzo era molto basso per noi, anche se dicevano che non tutto l'aereo era in regime di continuità territoriale, ma che 80 posti o 60 posti, per cui capitava che tu andavi a prenotare e ti dicevano non c'è più posto di continuità territoriale, sono tutti occupati, però se vuole c'è ancora un posto a tariffa ordinaria. E quindi avevamo spesso questa esperienza, ma era comunque un passo enormemente positivo, grazie a una legge, primo firmatario Attili, che ha dato la possibilità, appunto, in attuazione a delle norme europee, anche in Italia di creare un sistema di oneri di servizio che garantiscono il diritto alla mobilità di chi abitava nell'isola, la cosiddetta continuità territoriale. Quindi ce n'era una, con una modalità non perfetta, che però era un bel punto di partenza. Io ho cercato di non inventare molto, ho proseguito sono partito da quello che c'era e ho detto ma noi non andiamo solamente a Roma e Milano, andiamo anche a Napoli, vorremmo anche andare a Palermo qualche volta, vorremmo essere collegati con Firenze, con Genova, Genova, Torino, dove studia molta gente, comunque dove abbiamo rapporti di lavoro. E poi non vogliamo più questa cosa che non è molto chiara, che noi vogliamo che tutto l'aereo sia in regime di continuità territoriale. Se c'è richiesta dobbiamo poter volare tutti, non è che sia solamente così un pezzettino. E poi vorremmo anche che il prezzo per noi sia piuttosto basso, appunto paragonabile a quello del treno. Però vogliamo anche che non ci sia speculazione sugli altri, perché vogliamo comunque continuare a essere accessibili. Quindi se io pago 50, gli altri, i non residenti, devono pagare 125. Abbiamo chiesto di fare un bando del genere, l'abbiamo discusso col governo, nelle conferenze di servizi, col governo, con l'ENAC, e poi io stesso, insieme all'assessore e insieme al rappresentante del governo all'Unione Europea, sono andato e l'ho discussa e ho spiegato che la Sardegna non deve andare per forza a Roma e Milano, deve avere accesso ad altre città, e così insomma ho spiegato i miei punti e abbiamo approvato una continuità territoriale che ha funzionato. Qualcuno se lo ricorderà, parlavano di continuità 1, continuità 2, perché prima avevamo rinnovato le 2 città e poi le altre città. Poi subito dopo è arrivato un genio che ha detto ma sai che c'è, io faccio meglio, smonto tutto, cos'è questa cosa solamente per i sardi? Noi facciamo la continuità territoriale a prezzo unico. E si sono inventati il prezzo unico. L'hanno fatto. L'Unione Europea gli ha fatto una procedura per infrazione, per aiuti di Stato non autorizzati, e quindi quella continuità territoriale lì è finita. Anziché rinnovarla e migliorarla, sono partiti da capo. E quindi tariffa unica a Roma-Milano. Quella continuità è stata bloccata, bocciata, e grazie, diciamo, oppure soprattutto l'interesse generale di non bloccare una cosa del genere, l'hanno sostituita e gli hanno detto va bene, fate il nuovo bando e vai avanti di 6 mesi, vai avanti di altri 6 mesi, e siamo andati avanti così di 6 mesi in 6 mesi, non c'è più stato un periodo stabile della continuità territoriale. È venuto Capellacci, poi è venuto Pigliaru con
ha trovato la procedura di infrazione e sono stati anni che non hanno potuto fare nulla perché non si sapeva che cosa si sarebbe potuto fare. E quando finalmente hanno fatto il bando per la nuova continuità territoriale, non più a tariffa unica, è cambiata nuovamente l'amministrazione e quello che era l'assessore ai trasporti di Cappellacci è diventato il presidente della regione e ha detto no, quello che ha fatto anche la flotta sarda e così via, e ha fondato la Saremar, ha detto torniamo alla tariffa unica e quindi siamo rimasti bloccati nuovamente altri 3 anni e quindi non abbiamo avuto la tariffa unica naturalmente e oggi finalmente hanno capito che devono fare la tariffa differenziata, solo che si è talmente, diciamo, incancrenito il rapporto con la Commissione europea e con i funzionari europei che gli hanno detto va bene, continuità territoriale ma solo Roma e Milano, meno aerei e in più continuità territoriale per i residenti, sugli altri vale il mercato, per cui abbiamo le compagnie aeree che fanno la continuità territoriale e su quello si garantiscono, poi per gli altri si rifanno, l'hanno trasformati in voli low cost, no? Per cui se prenoti per tempo magari paghi 50, 60, 70 euro, qualche volta persino meno della tariffa di continuità territoriale, l'assurdo, tipo i voli low cost, ma se per caso ne hai bisogno all'improvviso, ne hai bisogno, i tuoi figli vogliono tornare nelle vacanze o sotto Natale, si arriva a pagare 400-500 euro. Insomma, siamo arrivati in una situazione paradossale, quindi che cosa bisogna fare? Le norme europee non sono cambiate, sono quelle che c'erano ancora nel 2008 e le hanno ribadite in un regolamento scritto molto bene, chiarissimo, su tutta la regolamentazione dei voli aerei, del low cost, del diritto all'accesso e soprattutto del diritto alla mobilità, che è un'altra cosa. È tutto scritto lì, bisogna fare le richieste secondo quello che è scritto lì, motivarle bene, chiedere il giusto, non chiedere l'assurdo. Oggi ho sentito dalla Tode un'altra storia, no? Scusate, vi rubo un po' di tempo, ma siccome questa cosa la sento dire, vorrei veramente informare tutti. Loro partono da questa cosa demagogica, perché noi in Sardegna spendiamo 25 euro per ogni abitante per la continuità territoriale, mentre in Corsica ne spendono 150, in Spagna, nelle isole Baleari ne spendono 250. Quindi, lasciando intendere che se anche noi spendessimo 250 euro per abitante avremmo un servizio migliore. E anzi dice espressamente che una buona continuità territoriale la ottiene spendendo di più. Allora io voglio cercare di essere chiaro, ma non è che se noi stanziassimo 200 milioni di euro all'anno potremmo dire all'Unione Europea, sai che c'è? Voglio un aereo che va avanti e indietro tutto il giorno, per Roma e per Milano, poi per Roma e per Milano, poi voglio anche che sia che ci diano la prima colazione, che ci sia l'hostess maschio o femmina che sia, che ci porta uno snack durante il viaggio, e poi voglio questo e quest'altro. Non è così. Tu gli devi spiegare quali sono le esigenze per il diritto alla mobilità dei sardi. E se servono 15 aerei 15 voli per Roma, 15 voli puoi finanziare, non ne puoi finanziare 40. E se sulla base dei dati di traffico serve un volo per Torino al giorno, andata e ritorno, te ne daranno la possibilità di finanziare un volo andata e ritorno per Torino, non 100. Quindi non è legato a quanti soldi spendi, è legato al fabbisogno, alla necessità per soddisfare il diritto alla mobilità dei sardi, ed è legato a come questo diritto alla mobilità dei sardi lo spieghi, e cioè devi spiegare che c'è Roma, Milano, ma ci sono anche altre città, e devi anche spiegare che in un'Europa che vuole essere più connessa, in un'Europa che vuole essere più coesa, come chiedono i
i programmi europei, ci sta anche il fatto che iniziamo a sperimentare la continuità territoriale per Bruxelles, per Parigi, in modo che siamo collegati alle città, all'Europa, non solo attraverso la lotteria del volo low cost, che può essere 10 euro o 500 euro, dipende da come ti capita, ma siamo collegati in maniera normale per uno che vive in un'isola, vuole fare un viaggio e lo deve fare a un prezzo che sa che è ragionevole ed è sempre uguale, sia che viaggi per piacere, sia che viaggi perché tuo figlio sta male, sia che viaggi perché stai male tu e devi andare a farti curare altrove. Questo è quello che dobbiamo fare con la continuità territoriale, fuori da ogni demagogia, fuori da questa sciocca idea che più spendi e meglio sarà il servizio. Non è così. Allora, grazie Renato. Sappiamo che ci sono alcune persone che vogliono intervenire, ve li dico anche, sono Adriano Masia, Gigi Locic, ex sindaco del comune di Assemini, Samuele Mereu che è candidato alle regionali. Sì, ex sindaco, Gigi è stato un nostro ex sindaco. Poi Samuele Mereu che è candidato nella coalizione per Liberum e poi anche Giulia Suella, candidata per Rifondazione Comunista, sempre nella coalizione. Se volete intervenire io vi chiamo, Adriano Masia, se ti vuoi avvicinare, vorrei fare un intervento che è molto interessante questo, Renato. Prego, se ti metti... Buonasera a tutti e grazie per la possibilità. Allora, io parto dal 2009. Nel 2009 ero un giovane di 25-30 anni, oggi sono un giovane di 47 anni, ma nel 2009, in questo periodo, succedeva qualcosa di straordinario per me, per la vita di tanti amici miei della mia età. Succedeva la stessa cosa che sta succedendo adesso più o meno, e la vivevamo con tantissimo entusiasmo. C'era la campagna elettorale per le regionali. Fu un evento che forse per la prima volta ci appassionò, perché noi eravamo una bella cricca, cioè, andavamo a seguire Soru dappertutto. Ora, ecco, un primo rammarico che mi viene da dire è questi giovani di 25-30 anni un po' mancano all'appello, mancano forse anche a ragione, perché si sono allontanati dalla politica, forse un po' per colpa loro, ma forse perché un po' la politica li ha presi di vista. Questo entusiasmo però c'era, non perché eravamo giovani, perché eravamo macchinlotti, perché arrivavamo dal 2005, dal 2004, io mi sono laureato nel 2005, arrivavamo da 5 anni di governo Soru, dove i neolaureati, i giovani come me allora, avevano avuto un sacco di belle possibilità. Ora io me le sono segnate, ma forse me le ricordo a memoria, perché ero un po' emozionato, ma sto già sciogliendo il ghiaccio, diciamo. 3 cose, master and back. Tanti ragazzi che appena laureati avevano questa possibilità, questa opportunità che avevano colto in tantissimi, ma con tantissimo entusiasmo, andavano fuori, andavano a fare il master a Barcellona, a Bruxelles, a Parigi, ovunque nell'Europa, poi tornavano e facevano il back nelle aziende sarde, portando la loro esperienza e completando la loro esperienza, ma non solo completando la loro esperienza, arricchendo l'esperienza delle aziende che li accoglievano per fare questo back. E quindi questo entusiasmo in questa campagna elettorale era motivato. Ne dico un'altra ancora più potente, il Festarc. Il Festarc, quando io parlo del Festarc a me mi vengono i brividi, perché è stata una... Non so se avete presente le feste paesane, le novene, quelle che durano 9 giorni, dove uno si diverte, si concerta tutto, condivide emozioni. Ecco, era una cosa del genere. Eravamo tutti i giorni lì, pranzavamo lì, il presidente era sempre lì e noi lo seguivamo ovunque come se fossimo, come se lui fosse Don Bosco e noi eravamo i suoi... C'era questo entusiasmo che, non lo so, forse avete un po' capito di che cosa si trattava. Ma dico anche un'altra cosa, io ho iniziato la mia vita professionale, l'ho iniziata nel 2005 facendo un tirocinio
all'ufficio del piano. Quando parlo di ufficio del piano, parlo del piano paesaggistico regionale. Anche là dentro, lavorare nel 2005 dentro gli uffici dell'urbanistica era una cosa che sembrava, non so, c'era un flusso un flusso di gente che lavorava, che si muoveva continuamente, sembrava un McDonald's all'ora di punta. Il presidente era lì una settimana sì e l'altra pure, perché ci controllava sempre. Tra l'altro noi ultimi arrivati, io ho ricevuto un bicchiere di vino di spumante dalle sue mani ed ero l'ultimo arrivato perché era un tirocinante praticante gratuitamente. Ecco, chiunque sia arrivato dopo il piano paesaggistico regionale, perché se ne è parlato poco, o meglio, io la sto seguendo da tanto tempo, da 2 mesi ormai sui social. Il piano paesaggistico regionale è stato solo sfiorato. Chiunque sia arrivato dopo Renato Suru al governo della regione, qualcuno l'ha messo nei programmi, qualcuno l'ha sbandierato, lo buttiamo giù, lo cambiamo, lo modifichiamo, gli cambiamo il nome perché così sembra più sardo e qua e là. Allora, vi do una notizia, è nato nel 2006, siamo nel 2024, è diventato maggiorenne ed è ancora lì. Hanno cercato di intervenire, sembrava che volessero buttare giù Maria Monti, hanno fatto delle leggine che sono state regolarmente cassate dalla Corte Costituzionale e il PPR è bello lì ancora tranquillo che se la ride, tra virgolette. Ora, il PPR ha bisogno di una revisione? Sicuramente sì. Ad esempio perché? Perché nel 2006, quando è nato, non c'era questo assalto ai territori riguardanti le energie rinnovabili. Probabilmente manca qualcosa da puntare là dentro. Manca la parte delle zone interne, che era già predisposta perché ci abbiamo lavorato. Abbiamo dato tantissima attenzione ai centri storici. 2006, bando Civis, bando Bidas. I nostri paesi sono stati rivoluzionati, ma non rivoluzionati per dire abbiamo buttato giù, sono stati abbelliti con criteri, perché nel frattempo sono stati promossi dei master, io e mia moglie abbiamo fatto un master sui centri storici, abbiamo frequentato spesso San Luri, perché tutto è partito dall'istituto degli Scolopi dove facevamo il master. Ci sono stati i manuali del recupero, a cui ha lavorato mia moglie. Quindi ci siamo fatti questa overdose di centri storici che siamo diventati quasi dei... Però anche quello ha dato i suoi frutti, perché se prima su 100 persone 50 persone poteva venire in mente di buttare giù una casa in pietra, una casa in laderi, oggi su 100 persone quest'idea malsana viene in mente a 10 persone, a 5. Quindi il seme è attecchito. Io me ne accorgo perché per il lavoro che faccio, poi sono diventato funzionario regionale e mi occupo di queste cose e quindi me ne accorgo che questa cosa ha dato i suoi frutti. Sempre in quel periodo sono nati i geoportali, è nato il SITR, Sistema Informativo Territoriale Regionale, dove c'erano tutti i dati territoriali. È andato avanti, ma dopo che è andato via lei è andato avanti a passo di lumaca. Oggi saremmo dovuti essere come una macchina di Formula 1, così come era il sito della regione a suo tempo, che avevamo ricevuto anche dei premi per l'interoperabilità, per la trasparenza, perché tutte le delibere erano cliccabili allora, 5 minuti dopo che si era deliberato. E quindi tutte queste cose ci hanno portato ad avere un entusiasmo che da allora sinceramente a me è calato. Dopodiché arriva il 2023, gli ultimi mesi, e io la seguivo sempre sui social e dicevo ma qua è inutile, l'unico che ha un'idea, che guarda al futuro, che guarda oltre i 5 anni di governo, perché ormai lo scenario politico si sta riducendo a questo. Ci deve essere una visione oltre questi 5 anni di governo. E io per adesso l'ho vista solo da lei. Per carità, idee buone ne ho sentito anche da altre parti, però quella che mi appassiona di più è questa.
Concludo sulla scuola, perché le ultime volte che ho sentito parlare di scuola io mi sono emozionato. Ho 2 figlie di 5 e 12 anni e mi piacerebbe quel percorso che ha detto lei, che dice lei. La scuola è la leva di tutto quanto, perché se abbiamo giovani, soprattutto giovani, formati, istruiti, certi problemi, anche certe cose che abbiamo affrontato oggi, non si devono neanche verificare, perché sarebbero già superati a prescindere. Ora, la questione del tempo pieno. I bambini vanno a scuola, va bene, poi la storia del tempo pieno secondo me è quasi una poesia, nel senso, i bambini vanno a scuola, dopo scuola stanno lì, li tiriamo fuori dalla strada, li facciamo imparare. Cosa li facciamo imparare? Quello che gli piace fare. Mia figlia c'ha il telefonino? A me mi piacerebbe tanto che imparasse a conoscere, a utilizzarlo consapevolmente, a difendersi dalle insidie della rete, a fare qualcosa di creativo con questi telefonini. Mi piacerebbe che facesse la musica, che facesse l'arte, che facesse tutte queste cose. Detto questo, con il percorso che dice lei di monitorare i bambini, di dargli una scuola all'altezza di quello che ci meritiamo, perché ce lo meritiamo, dopo 20 anni avremo delle persone formate. Intanto andremo a ridurre il gap che c'è con gli altri paesi, con le altre regioni italiane e con gli altri paesi europei. Ora io non sono un economista, ma lo capiscono anche i bambini ormai che i paesi dove c'è più benessere, dove c'è più alto il PIL, dove si vive meglio, dove c'è più salute, sono quelli che hanno i livelli di istruzione più alta. Questo lei lo ripete come l'Ave Maria, ma è un assioma, dovrebbe essere un assioma questo qua. E l'ultima cosa è che una volta che questi ragazzi sono formati e che hanno imparato a conoscere il mondo e che si fidano di loro stessi, hanno raggiunto questa consapevolezza, domani poi saranno chiamati a scegliere chi li deve rappresentare anche politicamente e non voteranno Tizio perché gliel'ha detto un amico, perché ti faccio ottenere la borsa di studio o perché ti faccio ottenere questo, ti faccio ottenere quello. Voteranno le persone che hanno conoscenza e non conoscenze. Grazie ancora. Un'ultima cosa che mi sono ricordato adesso, sempre rivolto a quell'entusiasmo lì che c'era allora nel 2009. Eravamo appena laureati, potevamo benissimo decidere di fare le valigie e partire. Noi abbiamo detto no, io dal posto più bello del mondo non me ne vado. Questo è il posto più bello del mondo, solo se lo vogliamo noi. Solo se lo vogliamo noi. L'appello è soprattutto alle fasce di 25 anni di oggi, di 18 anni di oggi, di cui noi tutti ci dovremmo fare portavoce e spiegare queste cose che sono successe allora. Perché possono succedere di nuovo e possono succedere meglio di come sono successe prima. E credetemi, sarà bellissimo se succederà. Poi le elezioni si possono vincere, si possono perdere. Si può anche tornare a fare il lavoro che si faceva prima, perché a me piace il lavoro che faccio. Quindi se uno si mette in politica e poi deve smettere di fare politica, se gli piace il proprio lavoro lo fa molto tranquillamente, come d'altronde ha fatto anche lei. Però un seme è stato gettato e lei ci ha promesso che non ci abbandona perché noi di una guida abbiamo bisogno. Quindi andiamo avanti. Renato, questa è stata una chiara dichiarazione d'amore che noi condividiamo pienamente perché è evidente, no? Allora, Gigi, eccoti qua. Mitologico Gigi Locci. Sarò velocissimo anche perché sovrappormi al bellissimo discorso che ha fatto l'onorevole. Tenerlo vicino. È un po' complicato, però una cosa la voglio dire. Io sono appassionato di
di curiosare nel mio computer le vicende regionali. Stamattina ho cliccato e vedo la bella fotografia di Solinas, contento, che ha illustrato quello che ha fatto adesso nel Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Energia. A proposito di energia, ha autorizzato finalmente la procedura per la realizzazione del gasodotto in Sardegna, compresa la dorsale. Mi rivolgo al Presidente, mi piacerebbe avere un chiarimento su questo aspetto qua. Il gasodotto che Solinas stesso ha sempre osteggiato. Io non l'ho mai sentito parlare di gasodotto in Sardegna perché l'ha sempre osteggiato. Questo gasodotto avrebbe dovuto contribuire, che è partito tra l'altro nel periodo della presidenza del qui presente, avrebbe dovuto praticamente far cambiare l'aspetto sociale e economico della Sardegna, appunto avviando tutte quelle procedure di bonifica ambientali, di tecnologie, di attività per quanto riguarda la digitalizzazione. Tutte queste cose erano in corso d'opera fin da quel periodo, però improvvisamente si è fermato tutto. Si è fermato tutto fin dal 2009. A oggi non è stato più realizzato niente. Anzi, è successa una cosa ancora più grave. Sovrapponendo a questo discorso di Solinas per il gasodotto, 2 mesi fa, o 3 mesi, adesso non ricordo bene, la Meloni, presidente nostro, e Descalzi, presidente dell'ENI, sono andati in Algeria a firmare un accordo con la Sonatrach, che è la consociata, praticamente rappresenta l'ENI in Algeria. Non è che lo rappresenta, è l'ENI dell'Algeria, per essere chiaro, per chi non lo sapesse, chiedo scusa. Però questa società, Sonatrach, aveva già costituito una società in Sardegna con la Edison, con la ERA, e poi c'era anche la Sfirs, mi pare che ci fosse. E hanno realizzato tutta la progettazione fino all'impatto ambientale approvato nella Sardegna. Questo mi farebbe piacere. Che fine ha fatto questo progetto che ancora non se ne vede traccia. Per quanto riguarda invece le attività di bonifica, iniziate sempre in quel periodo, noi abbiamo nella Sardegna, mi pare, se non ricordo male, 56.000 ettari di terreno da bonificare. Siamo la regione d'Italia che abbiamo più terreni contaminati di tutto il territorio nazionale. 56.000 esclusi naturalmente quelli che sono di attività militari e la Maddalena. La Maddalena va per conto proprio perché l'avvocata è la regione, come voi sapete. Di tutti questi terreni e tutti i famosi progetti, ci sono i progetti per le bonifiche, per le caratterizzazioni, per le cose eccetera, ne hanno realizzato appena il 10% perché si sono interessate direttamente le società che avevano combinato quei guai, perché c'era odore di manette e quindi diciamo che c'è stata una forzatura da parte, non una forzatura, hanno fatto il loro lavoro, però di fronte alle manette i lavori li fai. Questo naturalmente non ce ne dobbiamo godere di questo qui perché non ci dà un buon lustro. Ecco, per quanto riguarda, cercherò di essere più breve possibile, per quanto riguarda invece un problema che è molto grave secondo me, è questa dichiarazione che ha fatto Solinas proprio per
questo discorso del gasodotto, nel mentre che Solinas ha combinato queste cose qua, non si è interessato della Sardegna, nel continente hanno realizzato 4 gasodotti, Transmed, Italia-Grecia, poi c'è la Mediterranea STEM e un altro, adesso non mi ricordo il nome. Sono 4 progetti che sono partiti dritti per il nord Italia e vanno addirittura anche all'estero. E in Sardegna ci hanno bypassato completamente. Queste sono le attività, a completare anche i discorsi che ha fatto il Presidente. Mi piacerebbe avere una risposta informativa, cioè per vedere se è così grave, perché anche lo stesso cavidotto che stanno facendo, l'Enel direttamente, quello non fa altro che agevolare questi gasodotti che stanno realizzando nel continente. Vediamo praticamente un risultato negativo per tutta la Sardegna. Questo è io taglio e cercherò di... Grazie Gigi. Samuele Mereu, candidato di Liberu. Ecco a te. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Scusami, devo depulligere, se non cosa mi discaresciuta del punai. Sono Samuele Mereu, sono candidato nella lista di Liberu, il partito della sinistra indipendentista sarda, nel quale sono militante dal 2017. Sono asseminese da 36 anni. Vivo qua e abito da 35 per un annetto che ho deciso di trasferirmi in Australia. Con Liberu abbiamo organizzato anche qua da Semini diverse attività, tra le quali negli scorsi anni abbiamo organizzato la proiezione di un documentario sulla ribellione che ebbe luogo nel 1969 a Pratobello, dove la popolazione impedì, con una mobilitazione straordinaria e molto partecipata, che vide soprattutto le donne protagoniste, l'insediarsi di un poligono militare permanente dell'esercito italiano nei territori comunitari che davano essenziale sussistenza e lavoro alla popolazione locale. La ribellione di Pratobello, è un valoroso e vittorioso esempio di come i sardi si uniscono e esercitano il loro sacrosanto diritto di autodeterminarsi nella propria terra, senza imposizioni esterne. Ed oggi è ciò che stiamo facendo con Liberu e con la coalizione sarda, cioè perseguire una politica che non sia imposta oltremare, ma decisa dai sardi e per i sardi. E per non farne chiaramente, anche potrebbe esserci qualcuno che magari sardo non è. Una politica per chi vive in questa terra, la ama e la rispetta. Siamo per una politica volta all'autogoverno di tutti i settori della nostra economia, del nostro territorio e della nostra società. Non possiamo più far scegliere ad altri o ad i loro moderni o moderne viceré l'avvenire della nostra terra, perché il risultato delle politiche coloniali italiane in Sardegna è sotto gli occhi di tutti. Stiamo vivendo una Sardegna dove a luoghi di enorme pregio naturalistico e paesaggistico si affiancano aree che sono tra le più inquinate d'Europa. Stiamo vivendo una Sardegna dove la politica ha reso il diritto alla salute gratuita difficilmente raggiungibile. Una Sardegna
che sta letteralmente regalando una delle risorse principali per lo sviluppo di qualsiasi nazione, l'energia, di cui è ricchissima, alle multinazionali e allo Stato italiano. Una Sardegna dove le sue eccellenze artistiche e artigiane hanno difficoltà a trovare sbocco, dove i giovani per le più svariate ragioni si trasferiscono permanentemente altrove e non fanno più rientro. Una terra dove siamo impediti nel viaggiare, dove il trasporto pubblico al nostro interno ha delle carenze disarmanti. Ora qua apro una parentesi, c'è una compagna, Alessandra Di Rosolini, anche lei candidata a UTA, e mi viene da pensare che i trasporti in Sardegna non sono neanche democratici, perché non è possibile che un paese come UTA, a pochi chilometri da Semini, abbia una differenza di servizi esagerata. Ad Assemini, ad esempio, abbiamo CTM, ARST, 3 stazioni dei treni. A UTA hanno una stazione distante dal paese. È per questo che oltre dei trasporti interni credo che dovremmo anche parlare di democrazia dei trasporti interni in Sardegna. Stiamo vivendo una Sardegna dove ancora nel 2024 si muore di lavoro, pensando al Porto Canale. Vogliamo una Sardegna che sia terra di pace. Abbiamo visto qualcuno dirsi orgoglioso che la Sardegna ospiti la scuola di volo militare a Decimomannu. Ogni giorno a Semini, Utta, Villa Speciosa, Decimo sono sorvolati da aerei militari che si addestrano, bombardano e devastano vaste aree del nostro territorio. Tra loro vi sono anche israeliani. Qui si addestrano e poi applicano altrove. In Palestina, nella striscia di Gaza, bombardano scuole e ospedali, assassinando migliaia di bambini. Noi non ne siamo certamente orgogliosi. Torno ad Assemini, che è una cittadina molto complessa, con circa 26.000 abitanti. È un paese all'interno dell'ampia area metropolitana di Cagliari, ma che si affaccia sul Campidano, quindi con un'importante vocazione all'agricoltura, nonché sede di importanti attività artigianali. Ha un'importante area industriale, quella di Macchiareddu, dove risiedono grandi industrie di varia natura, spesso anche industrie pesanti. Ha una vasta area montana nello stupendo parco di Monte Arcosu, o Santa Lucia ai Monti, come siamo abituati a dire qua. Assemini potrebbe essere l'esemplificazione di quello che è tutta la Sardegna, cioè una terra dove sussistono realtà diverse e articolate. Talvolta il padre di Vladimir Murtas, scusate, Giannetto Murtas, che è un compagno, è un amico storico che sono certa stasera sarebbe stato qui con noi. Perché Rifondazione Comunista con Renato Soru? Perché Renato Soru ha un grande merito, che è quello di aver spaccato, di aver diviso, di aver rotto quello che noi riteniamo un unico sistema incancrenito di potere, laddove centrodestra e pseudosinistra si alternano di 5 anni in 5 anni al governo della regione, fingendo opposizione reciproca, in realtà spartendosi le fette della stessa torta. Potremmo fare diversi esempi, ma insomma molti esempi, tutti gli esempi, perché poi ancora oggi si ripropongono cambiando le facce, ma cambia l'ordine dei fattori, ma il prodotto non cambia. Il risultato che avremo sarà esattamente lo stesso. Si tratta di forze politiche che rispondono a poteri, che rispondono a divisioni, rispondono a spartizioni che arrivano da Roma e che vengono calate qua. E a quelle devono poi rispondere. Quindi quando la Todde dice che non vorrà l'eolico o il fotovoltaico,
Però noi non ci possiamo dimenticare che in realtà quel decreto ha una firma che è stata posta quando la signora stava al sottoministero con Salvini sotto il governo Draghi. E oggi si fa paladina, portatrice di una visione di sinistra, di scelte di sinistra sulla Sardegna, dice che è contraria. Insomma, ha tolto alla regione sarda la potestà di decidere se volerle o non volerle quelle pale eoliche, ce le dobbiamo subire grazie a questo. Quindi, per dire che rispondono a Roma, sono mandati da Roma, sono imposti da Roma e a quello devono rendere conto. Quindi il grande merito di Renato Soru è forse per questo che dà fastidio alla sua discesa in campo, perché rompe questo duopolio e riporta la Sardegna in mano ai sardi. Cioè propone un progetto del quale deve rispondere lui a noi e basta. Quindi se farà bene saremo noi a giudicarlo, se farà male saremo noi a giudicarlo, ma accompagniamolo in questo percorso. È chiaro che ci regala un sogno e qualcuno diceva facci sognare come... Questo è un sogno, è difficile crederci e forse sì, ma perché siamo talmente abituati noi ad essere rassegnati, a pensare che tanto quello è il sistema. Quando io parlo di sistema, ecco perché Rifondazione Comunista è con Renato Soru oggi, perché non potrebbe davvero rispondere a quelle logiche, perché non poteva andare con quelle coalizioni e con quel sistema, e da quel sistema ne prende le distanze e lo prende con forza, e solo qui può stare con chi parla una lingua sarda per i sardi, ai sardi risponde e fa cose per i sardi. Diceva l'amico di Libero, ne diceva una importante, che è una delle cose per le quali Rifondazione Comunista si ritrova con Renato Soru. Perché? Perché Renato Soru cominciò la dismissione delle basi con Santo Stefano e oggi dice fuori la NATO dalla Sardegna, ma sì certo, fuori le basi dalla Sardegna, restituiamo i territori ai sardi, restituiamoli bonificati, restituiamo le terre ai sardi, l'occupazione del suolo, no? La colonia che è stata fatta, restituiamola ai sardi. Ci sono state le esercitazioni militari per ben 2 mesi, no? L'anno scorso. Nessuno di noi ha sentito che si sia levata una voce dal Consiglio regionale, che fosse 5 Stelle, che fosse PD, che fosse, ovviamente tanto meno dal centrodestra, che gridasse allo sdegno per quello che avveniva in Sardegna o che prendesse le distanze. Nessuno di questi lo ha fatto e forse nessuno oggi potrebbe portare avanti una battaglia come questa, ma stiamo parlando di forze politiche che hanno votato l'aumento della spesa militare del 2% del PIL, che hanno votato l'invio di armi, che votano le sanzioni, e quindi sarebbero in contraddizione, peraltro insomma, in tutte le manifestazioni che abbiamo visto anche per la Palestina, e contro le guerre e contro tutte le guerre, nessuna esclusa. Non c'è mai stata una bandiera di questi signori del centrodestra o della destra, mai ovviamente, ma non c'è mai stata neanche del PD e non c'è stata neanche mai del 5 Stelle, quindi insomma è un quadro chiarissimo questo. E allora poi Rifondazione Comunista dice anche che porta in dote una proposta di legge, che è una proposta di legge che tiene conto di un dato, che la Sardegna versa in un gravissimo stato di povertà, per il lavoro nero, per il lavoro precario, con un livello e un tasso di disoccupazione e di inoccupazione altissimo. Quindi una legge per un reddito minimo per i sardi e per le sarde disoccupati e inoccupati, di cui alla quale Renato saprà dare gambe. E poi c'è un dato, il programma di Renato Soru, che è veramente rivoluzionario, perché un programma elettorale che parte dalla scuola, ma se noi ci pensiamo, fa riferimento a Gramsci: istruitevi perché abbiamo bisogno di intelligenze. Cosa vuol dire? Che un popolo istruito, secondo tutto quello che Renato Soru ci ha spiegato e come farebbe, ma ragazzi istruiti, un popolo istruito, un popolo che si può istruire, che ha gli strumenti per farlo, a cui vengono dati gli strumenti per farlo,
Ebbene, l'istruzione, la scuola, la cultura forma coscienze e le coscienze rendono gli uomini liberi dalla colonizzazione, rendono gli uomini liberi dal non accettare di essere usati, di essere sfruttati, di dover rendere conto ad altri e di autodeterminarsi. Ecco, questo è il progetto di Renato Soru. Renato Soru ci regala un sogno, è un sogno fattibile, crediamoci in questo sogno. E questa è la rivoluzione, è una rivoluzione vera e propria. Se gentile è meglio. Grazie Giulia. Renato, a te chiudere la serata. Sì, finisco molto in fretta rispondendo alle domande che sono state poste, molto interessanti. Inizio con Gigi Locci che ha detto: ma che fine ha fatto il progetto Galsi, si chiamava, il progetto del gas? In effetti mentre parlava mi sono passati dei flash, insomma, davanti. L'idea di portare il gas in Sardegna, o meglio la rivendicazione forte del gas in Sardegna, nacque alla fine degli anni 90. Qualcuno ricorderà, c'erano dei manifesti della SNAM che disegnavano l'Italia con la rete del gas. Nell'Italia mancava la Sardegna, non solo non solo mancava il gas in Sardegna, ma proprio ci avevano tolto dalla cartina nazionale. E quindi fu una rivendicazione importante. All'epoca c'era Palomba, che era presidente della regione, e sul finire della regione, presidente del Consiglio Massimo D'Alema, fecero un accordo molto importante. Si chiamava Intesa Istituzionale Stato-Regione, una specie di libro bianco delle richieste della regione, che riguardava diversi settori, i beni culturali, la scuola, le infrastrutture stradali, il treno, le città. Aveva un capitolo sul gas. E quindi in quel momento lì, con l'intesa Stato-Regione, lo Stato si impegnò a fare di tutto per far arrivare il gas in Sardegna. Nacquero i primi contatti. Intendo dire, io ringrazio molto ancora oggi quella intesa istituzionale, il lavoro di Federico Palomba e del governo dell'epoca. E consiglierei a tutti quelli che amministrano a qualunque livello di non buttare via il lavoro dei predecessori, perché magari noi siamo sempre più bravi, più intelligenti e riniziamo tutto da capo. Quel lavoro lì e quegli impegni che lo Stato si era preso, non se li era presi con Federico Palombo, li aveva presi con la Sardegna. Io ho sempre rivendicato quegli impegni. C'era un capitolo importante sulla revisione delle entrate. Tutta la famosa battaglia delle entrate è partita da quella intesa istituzionale lì, dal fatto che c'era già un impegno. Lì dentro, anzi, c'era anche il capitolo sulla diminuzione delle basi militari. C'era un impegno lì sulla riduzione delle basi e dei poligoni militari in Sardegna. E c'era quindi l'impegno sul gas. Quando io sono arrivato c'erano le prime negoziazioni, la prima idea di far arrivare il gas dall'Algeria. L'Algeria fu uno dei primi, forse il primo approvvigionamento di gas per l'Italia. Mattei, proprio forse agli inizi degli anni 50, il gasdotto che attraversava un pezzo del Mediterraneo, sbarcava in Sicilia e poi arrivava in Italia. Fu una grande opera, anche un segno di amicizia tra l'Italia e l'Algeria. Vi ricordate i film di Gillo Pontecorvo? Insomma, c'è sempre stata un'amicizia tradizionale tra l'Italia e l'Algeria. Quindi si partì proprio da quella amicizia e da quel rapporto tra governi per immaginare un approvvigionamento del gas ulteriore dall'Algeria, perché il gasdotto con la Sicilia era ormai sovrautilizzato,
che passasse dalla Sardegna, attraversasse la Sardegna, in Sardegna sarebbe sbarcato a Porto Botte, poi attraversava la Sardegna e da Olbia prendeva la via per Livorno. È vero, tutto quel progetto è stato analizzato, sono state fatte le battimetrie marine, sono stati scelti i punti d'approdo, i punti di ripompaggio, eccetera, eccetera. Sono stati spesi dei soldi. È stata costituita persino una società con sede in Sardegna, è vero, e venne fatto anche un incontro a Milano dove vennero firmati i precontratti, i preliminari di vendita del gas tra la Sonatrach e i diversi clienti. Sì, c'era Edison, c'era ERA, ma c'era l'Enel, ecco, l'azienda più grossa era l'Enel. C'erano diverse aziende, quindi c'erano i progetti, c'erano proprio i piani industriali, c'erano i contratti a lungo termine di acquisto e quindi si doveva partire. Io stesso sono andato 2 volte al seguito di Prodi nei viaggi in Algeria per mettere a punto tutto quanto. C'è da dire che Prodi era rispettoso. Eravamo parte in causa e ci chiamava a partecipare a queste riunioni, a partecipare alla discussione in prima persona. Poi Prodi nel 2006, nel 2008 è caduto, il governo Prodi è caduto, è arrivato quello di Berlusconi e quel progetto si è fermato. Ora, col senno di poi, forse possiamo anche capire perché si è fermato. Perché all'epoca Prodi era l'intimo amico di Putin e qualcuno si ricorderà anche che amici di Prodi hanno cercato di fare società con Gazprom per l'importazione del gas e altre strade. Come? Ho detto Prodi? No, Berlusconi. Chiedo scusa. Prodi è caduto, è arrivato il governo Berlusconi. Berlusconi vantava questa amicizia con Putin e non la vantava, era vera. E non solo, amici di Berlusconi, poi è apparso dappertutto, no? Hanno persino tentato di costituire una società per l'importazione del gas russo, per l'intermediazione e così via. Insomma, ne è venuta fuori un'idea che anziché legare l'Italia anche all'Africa, non solo alle grandi reti europee, ha raddoppiato, triplicato le reti europee, eventualmente anche un'altra rete che poi sarebbe dovuta sbarcare in Puglia, no? Ora non ricordo il nome di quella rete. E quindi in quel periodo lì si è scelto proprio strategicamente di non fare concorrenza al gas russo, non portare altro gas russo dall'Algeria, che poi voleva dire anche portare da tutta la zona del Nord Africa e quindi arrivare anche in altre parti di deserto, non propriamente dell'Algeria, ma l'Algeria faceva da punto d'approdo anche di un gasdotto, diciamo, del Nord Africa. Si è deciso scientemente di privilegiare il gas russo e di eliminare quella fonte di rifornimento. Le conseguenze le abbiamo anche viste, che cosa è capitato, ma non è capitato per caso, è stata una scelta. Oggi Descalzi è riandato a trovare Sonatrach, è probabile, no? C'è stato tutto il percorso di Draghi in periodo di massima crisi, di cercare approvvigionamenti da qualunque altra parte, quindi oggi c'è certamente una nuova politica europea, anche una nuova politica italiana di garantire altro tipo di approvvigionamento, anche se questo ormai si sovrappone con un'idea comunque di transizione rispetto ai combustibili fossili, è la possibilità di utilizzare le tecnologie di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili in maniera sempre crescente per il futuro. E la Sardegna in tutto questo. La Sardegna ha perso il tempo di Putin, ma ha perso anche quindi il tempo di Berlusconi,
ma ha perso anche il tempo successivo, perché è dai tempi del governo Prodi che ci fu un'altra intesa con Pigliaru che riguardava la costruzione della dorsale in Sardegna e dell'approvvigionamento attraverso le navi di rigassificazione a Porto Torres, qui a Cagliari e a Porto Vespa. Queste 3 fonti di approvvigionamento, una più piccola a Oristano, e tutto legato da un gasdotto. Poi si è discusso, gasdotto sì, gasdotto no, si sono persi 5 anni, diciamo, si sono persi anche sulla base della conduzione del viceministro che aveva quella responsabilità, cioè della gestione delle politiche energetiche. E in Sardegna non si è fatto un passo avanti. Finalmente ci sarà un decreto, qualcuno diceva che sarebbe stato approvato oggi o domani o comunque nei prossimi giorni, che ci piaccia o non ci piaccia mette la parola fine sul gasdotto. Questo decreto dirà, però aspetto a leggerlo, che il gasdotto si realizzerà in Sardegna. Se avessero chiesto a me, io non sarei stato favorevole, perché penso che sia ormai una tecnologia che ha un ruolo di transizione, ancora nel periodo di transizione va utilizzato, ma questo periodo ormai è sempre più breve e ne abbiamo perso anche altri 5 anni. E comunque per il periodo di transizione magari ci potevano essere altre modalità di approvvigionamento, ma adesso ognuno può tenersi la sua idea. Questo gasdotto quasi certamente si farà, lo vedremo nel DPCM dei prossimi giorni. Qualcuno pensa che magari si realizza la rete, potrà servire in futuro anche per fare altre cose, per trasportare l'idrogeno. Io ci credo di meno, è una suggestione che viene messa lì, ma non c'è evidenza scientifica né evidenze di imprese che stiano puntando su questo tipo di utilizzo della rete. Per quanto riguarda le bonifiche, che fine hanno fatto i progetti? Sì, è vero, hanno fatto la fine che hanno fatto tanti altri progetti in Sardegna che sono anche stati portati avanti da IGEA. Per esempio, se parlate con l'amministratore delegato di IGEA dirà non ci arrivano i finanziamenti, non ci arrivano le risorse. Se parlate con lui dirà abbiamo pronte le tecnologie per bonificare definitivamente, recuperare il sito di Santumiali sopra Furtei, abbiamo le tecnologie per bonificare Monteponi, i fanghi rossi, abbiamo le tecnologie per far questo e far quest'altro. C'è il lavoro che sarebbe pronto, disponibile. Ci sono anche le risorse, ma le risorse sono bloccate in regione. 3 miliardi in contanti che non vengono spesi, sono bloccate le risorse in parte anche dei fondi strutturali europei per il precedente periodo di programmazione. Ora, tutti i soldi del periodo 2020-2027, i soldi del PNRR, nel Sulcis i fondi per la transizione giusta, devono essere indirizzati nel Green Deal, nella transizione verde, e quindi bonifiche innanzitutto, bonifiche, e devono essere investiti lì e devono essere realizzate queste bonifiche, perché altrimenti ci perdiamo quei soldi e ci perdiamo l'opportunità di utilizzare quei terreni, di creare i presupposti anche per un utilizzo migliore, per ulteriore crescita. Quindi va davvero organizzata la macchina amministrativa, migliorare la capacità di portare avanti i progetti e così via. E va anche negoziato con lo Stato attraverso una norma di attuazione il ruolo della Sardegna nelle attività ambientali, perché molti di questi siti, che sono quelli più importanti, diciamo, sono siti di interesse nazionale, le attività di bonifica devono essere approvate dal Ministero dell'Ambiente, con una perdita di tempo paurosa, con lungaggini amministrative e così via. Noi dobbiamo invece velocizzare quelle attività, quelle
d'approvazione di quei progetti, velocizzarle sia quelle a livello nazionale che vanno riportate in Sardegna e velocizzare, investire, assumere altre persone anche nell'assessorato all'ambiente in maniera che si faccia in fretta, perché non possiamo avere un collo di bottiglia del numero delle persone impiegate a fare le valutazioni di impatto ambientale. Se ce ne vogliono di più prendiamole, perché è necessario portare a termine quei lavori. Per tutto quello che compete che comporta in termini appunto di occupazione buona, tecnologie che possono essere sviluppate, crescita economica, ulteriori utilizzi di quei suoli e così via. Termino invece con l'intervento le domande di Adriano Masia, che ricordava un altro tempo in cui effettivamente avevamo la stessa idea di oggi. Se sei povero e puoi fare un salto nella vita, puoi scommettere sul totocalcio, puoi scommettere su intraprendere, diciamo, strade non consigliabili o l'ascensore sociale più importante, la possibilità più importante di fare un passo avanti nella vita è quello di guadagnare un livello di istruzione adeguato, e i genitori che vogliono effettivamente dare una mano d'aiuto ai figli, aiutarli a seguire un percorso migliore, fare un salto rispetto alle loro condizioni, cosa hanno fatto? Hanno investito sui loro figli, sull'istruzione, fino a portarli avanti il più possibile. Qualche volta non ce l'hanno fatta e si sono fermati, altre volte hanno fatto veramente tanti sacrifici. Perché? Perché sappiamo che solo quello è veramente l'attività più importante che può essere fatta di condivisione del benessere, di crescita per tutti quanti, di giustizia sociale, di investimento proprio nell'equità sociale. Non tutti ce la fanno, però noi vogliamo che ci arrivino tutti. Ecco perché la regione, la pubblica amministrazione, lo Stato, ecco, chiamiamolo così, lo Stato deve investire soprattutto nella scuola. Oggi la scuola sembra che sia un disturbo per lo Stato, no? Per cui è un luogo dove tagliare i fondi, dove risparmiare, dove diminuire le ore, diminuire le classi, diminuire le autonomie scolastiche. Sta creando veramente i presupposti per ulteriore povertà, i presupposti per l'abbandono scolastico. Ma uno dice l'abbandono scolastico vuol dire esclusione sociale, vuol dire proprio esclusione sociale in futuro. Quindi stiamo producendo non il superamento della povertà, ma stiamo causando la crescita della povertà, la povertà del futuro. Quindi da lì dobbiamo certamente partire. E lo dicevamo prima e lo continuiamo a dire, ma oggi molto più forte, perché questa cosa è molto più evidente, perché gli altri stanno andando avanti e noi stiamo addirittura tornando indietro, ed è ancora più evidente oggi che abbiamo bisogno di maggiori competenze, viviamo un mondo aperto, una lingua straniera la vorrai imparare, non è più come prima, no? Che nessuno usciva dal paese, una lingua straniera la vuoi imparare, vuoi lavorare col turismo, lo vuoi saper parlare, anche se sei un tassista, un autonoleggiatore, se sei un funzionario pubblico, se vai e viaggi a Bruxelles, insomma oggi devi avere le lingue per il mondo di oggi, non per il mondo chiuso dei paesi dove noi siamo cresciuti, no? Devi avere delle competenze che nel passato potevano anche non essere strettamente necessarie, ma oggi le competenze, persino le competenze di un meccanico, di un idraulico, di un elettricista, tutto deve salire e ancora di più deve salire se vogliamo nuove imprese che nascono qui, le imprese delle tecnologie, dell'energia rinnovabile, dei trasporti, della logistica, tutto ha bisogno di un livello di preparazione diverso, altrimenti non acchiapperemo il lavoro. Ecco perché siamo ripartiti da lì. Ecco perché la scuola aperta tutto il giorno, la scuola lunga, ecco perché una scuola che sia anche divertente, in maniera che i ragazzi non scappano, che la sentano bella, piacevole e anche utile
magari utile anche a usare meglio lo smartphone, o utile a usare meglio il computer, o utile a fare meglio musica digitale, attività creative e così via. In effetti in quegli anni alcune cose erano sembrate particolarmente visibili, no? Il programma Master and Back, ma anche il programma degli assegni di merito, gli affitti per chi andava a studiare fuori, chiunque facesse la domanda per l'Erasmus veniva finanziato, non c'era una domanda di borsa Erasmus che non venisse finanziata. Gli investimenti per l'edilizia universitaria, finalmente hanno approvato quello che una volta chiamavamo campus, ma poi campus non è mai più diventato, qui nella vecchia Semoleria. Insomma, c'era tutta una serie di attività volte a garantire il diritto allo studio, il fatto che effettivamente lo studio fosse accessibile, non solo accessibile, quasi spinto, quasi come una forzatura verso ogni giovane sardo. Nessuno poteva essere tagliato fuori. I visiting professor in università per far sentire più un ambiente internazionale. Lo stesso Festarca a cosa serviva? A far sì che anche in Sardegna ci potessimo sentire parte della discussione tecnologica, culturale, artistica, internazionale, non solamente un'isola emarginata. Tornando al Master and Back, abbiamo sentito l'esperienza di una persona che l'ha utilizzata, che l'ha potuta poi utilizzare per una grande opera pubblica quale è stato il piano paesaggistico regionale, e ancora lì sono stati effettivamente momenti di entusiasmo. Il Master and Back hanno partecipato quasi 4.000 sardi. E quindi 4.000 esperienze come quelle che abbiamo sentito. Pensate che investimento è stato sulla classe dirigente della Sardegna. A volte a me mi accusano, dicono, Soro ha fatto politica, però non ha fatto crescere classe dirigente. Lo dicono i politici che pensano che l'unica classe dirigente siano loro. Pensano che l'unica classe dirigente siano loro. Magari, cioè, se uno diventa consigliere regionale è per forza classe dirigente. Se uno invece diventa dirigente della regione, contribuisce a fare un'attività come questa, o entra dentro una fabbrica, dentro un'impresa, dentro un ufficio, o alla Conservatoria delle Coste, e porta esperienze internazionali di questo genere, non abbiamo fatto crescere la classe dirigente in Sardegna. Pensate che cecità in uno che dice una cosa del genere. Non è cresciuta classe dirigente perché non ci sono altre persone legate esclusivamente a un partito politico, e magari qualche volta, come qualche volta accade, incapaci di farsi una strada nel mondo del lavoro, nel mondo concreto del lavoro di ogni giorno. Bene, anch'io rimpiango un po' di quell'entusiasmo, ma l'entusiasmo può esserci, può finire, ma sta a tutti noi rigenerarlo. E quindi coraggio, dobbiamo assolutamente far ripartire l'entusiasmo, la mobilitazione, perché se questa Sardegna la vogliamo davvero far cambiare, c'è la necessità di tutti, una mobilitazione generale, nessuno escluso. Non è solo per le elezioni che vi è stato detto, è anche per domani. Anche per dopodomani. Noi abbiamo già vinto solo per essere qui e per aver tracciato una strada nuova. E per aver tracciato una strada nuova di partecipazione politica in Sardegna, e per aver portato idee nuove, per aver messo nell'agenda politica di questi mesi idee, concetti, progetti nuovi che ci stanno replicando, copiando, anche se magari non con la stessa motivazione, con lo stesso convincimento. Ma abbiamo già vinto da questo punto di vista, ma vogliamo vincere anche le elezioni del 25 febbraio e abbiamo bisogno davvero di tutto quell'entusiasmo, di tutta la capacità di agitarsi, appunto, come è stato detto prima.
di tutta la capacità di contagiarlo questo entusiasmo. E allora davvero voglio finire rivolgendomi a chi non ci sta ascoltando, a chi non è qui oggi e a chi probabilmente non è nemmeno collegato in streaming, ma magari tra di noi c'è qualcuno che li conosce, e sono i ragazzi che stanno finendo l'università, o i ragazzi che si stanno diplomando e che comunque andranno a votare, o i ragazzi che hanno abbandonato la scuola, non stanno ancora lavorando, che pensano che quello che accada il 25 settembre a loro non li riguarda a loro più che a noi, riguarda tanto a loro, che purtroppo stanno lasciando un vuoto, non stanno prendendo in mano il loro futuro, pensano che quello che stiamo facendo, la politica, non gli riguardi, o sia una cosa brutta o una cosa che non serve. E invece non è brutto occuparsi anche dei progetti collettivi, e serve tantissimo a loro occuparsi dei progetti collettivi e del loro futuro. E allora, visto che non sono qui ad ascoltarci, vi prego davvero, rivolgiamoci a loro, portiamoli e parliamo con loro, procuriamo un po' più di pazienza per cercare di parlare ancora di più con loro, e portiamoli a votare, a prendere coscienza dell'importanza del 25 febbraio, della partecipazione politica e della loro scelta, del loro contributo. Sono grandi, hanno bisogno di guidare il loro futuro e hanno la responsabilità di farlo. Grazie molto. Grazie a tutti per essere intervenuti.